C'era Chiara, Chiara di luce, 15 anni e tutto ciò che gioia produce, amore vivente, e a chi l'ha creato sarebbe bastato per sempre. Le foto in famiglia e sorrisi, e che meraviglia quei video, forma giocosa di stare al mondo, vivendo ogni cosa, cosa mancava di così urgente, perché è un destino così tremendo, incoerente. Come possono mani venute alla luce nei suoi stessi giorni diventare mostri deformi, armi spietate senza ricordi? Padre nostro, dai la forza a chi ha vissuto un dolore senza spazio, dai forza a chi è rimasto nella forma più crudele dello strazio, con l'unica speranza di un sollievo di giustizia in quell'insuperabile mancanza. C'è un padre che dal dolore ora è consumato, come succede nelle guerre, dover piangere l'amore creato. Papa Vincenzo pensa come sarebbe stato il suo mondo in tempo di pace, ora che tutto tace. Padre marito che adesso ha un cuore troppo ferito, chiede battiti di forza, una ricerca senza sosta di un sollievo di giustizia. Padre nostro, dai la forza a chi ha vissuto un dolore senza spazio, dai forza a chi è rimasto nella forma più crudele dello strazio, con l'unica speranza di un sollievo di giustizia in quell'insuperabile mancanza. C'era Chiara di luce vera, c'è un padre Vincenzo che ancora lotta e spera, che ancora si sente in dovere di credere che proprio a Chiara lo deve, perché questo succede se il dolore è troppo forte, quando la sola risposta è la morte, sia per Chiara, per Giulia, per tutte le figlie strappate alla luce, per non farle morire due volte. Padre nostro, dai la forza a chi ha vissuto un dolore senza spazio, dai forza a chi è rimasto nella forma più crudele dello strazio, con l'unica speranza di un sollievo di giustizia in quell'insuperabile mancanza. Cos'è la parola data? È una parola importante, è una promessa, è una speranza per non dimenticare. È quello che ha fatto Pablo Perissinotto, che ringrazio, che è qui presente questa mattina, nei confronti di questa splendida ragazza. Adesso vediamo le foto, che non c'è più, Chiara Gualzetti, eccola qua. A suo papà Vincenzo, questo padre che sta ancora lottando, Vincenzo Gualzetti, per non dimenticare, per far capire l'importanza del rispetto della donna bambina, della donna madre, della donna fidanzata, della donna compagna. E Pablo ha scritto questa bellissima canzone dedicata a Chiara Gualzetti, padre di luce
proprio per non dimenticare, perché noi facciamo presto il giorno ricordare, il giorno dopo non ci ricordiamo più, non è capitato a noi, è capitata a un'altra persona. Guardatela Chiara, non aveva fatto niente di male, anzi si fidava di questo ragazzo mostro, questo ragazzo che l'ha calpestata, che l'ha distrutta, dopo averla uccisa l'ha sfigurata a calci. Ciao Vincenzo caro, sei collegato con noi? Vediamo se riusciamo a fare il collegamento con Vincenzo. Vincenzo era collegato 2 minuti fa, vediamo se riusciamo a collegare. Intanto andiamo da Pablo Perissinotto. Avevi fatto questa promessa, Vincenzo? L'hai mantenuta, Pablo, scrivendo questa canzone per Chiara Gualzetti, proprio per non dimenticare, per far capire a questo padre che non è solo, che c'è qualcuno assieme a lui che sta ricordando e sta cercando anche di far capire che è ora che qualcuno dica anche basta a queste morti assurde e così violente. Prego Pablo. Sì, un anno e un giorno fa, proprio in questa trasmissione, ho conosciuto Vincenzo, era collegato, e parlava appunto di sua figlia e di quello che gli era successo, con quello che solitamente poi possono fare i padri che subiscono una tragedia simile, di cercare di almeno portare una testimonianza affinché si cerchi di arginare questo terribile flagello che sono i femminicidi in tutta le loro generalità. E io mi ricordavo di questa tragedia che aveva per quel periodo quando è successo aveva riempito un po' le pagine dei giornali. E avevo notato, mi aveva molto colpito la lucidità e anche l'impegno con cui questo padre, che aveva subito una cosa così terribile, riuscisse a lottare per quello che lui non aveva più, quindi a lottare per gli altri, per la salvaguardia insomma della vita degli altri. E mi aveva stupito molto e ho voluto semplicemente fargli un omaggio, che è una preghiera alla fine, perché su poche note di un pianoforte ho cercato di mettere delle parole che non so neanche, appellandomi a chi in realtà cercavo di portare sostegno, solidarietà, scusate, è un po' un mio abbraccio solidale e fraterno a un padre che comunque qui ancora riesce a far battere il proprio cuore per gli altri, ed è una cosa che secondo me merita un enorme rispetto e considerazione, perché è un grande segnale anche di dignità. Allora andiamo a vedere anche, intanto che speriamo di fare questo collegamento, purtroppo con Vincenzo Gualzetti, era collegato con noi fin poco prima che andassimo in onda. Purtroppo questa è la copertura che abbiamo in Italia, visto che si parla di tanto. Guardate come siamo presi noi che dobbiamo fare i collegamenti, ecco come funziona. Ecco, forse qualcuno dovrebbe pensare più a questo che a qualcos'altro, perché i collegamenti sono molto importanti. Allora, quello che andiamo a vedere, cosa è successo su questa giornata per ricordare questa violenza di genere. Cominciamo proprio a Padova, andiamo a vedere gli studenti sulla giornata della violenza. Mi spogliava, mi pesava e se vedeva che c'era 50 grammi, un etto in più, mi picchiava. Questa è la testimonianza dell'artista Wendy Muraro, che colpisce come un pugno allo stomaco. Una donna su 3 ha subito almeno un episodio di violenza fisica o psicologica, fino ad arrivare al gesto estremo, il femminicidio, 100 all'anno di media in Italia, 77 finora nel 2025. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Padova protagonisti gli studenti di varie scuole che si sono ritrovati all'Istituto Tecnico Marconi per testimonianze, riflessioni e uno spettacolo. Petali e spine, il mondo della scuola può fare molto. Mettersi a disposizione e sostenere tutte queste iniziative, anche dei centri antiviolenza. Insomma, noi con tutte le scuole naturalmente ci mettiamo a disposizione per questi percorsi di riflessione, insomma, di approfondimento. Tutto in una sola parola: ascoltarli. È l'unica vera cosa di cui hanno bisogno, essere visti nel vero senso della parola, essere riconosciuti come portatori di interesse,
portatori di esigenze e anche portatori di grandissima umanità. Nel mondo dei giovani qualcosa sta cambiando, è questa la sensazione che viene dagli stessi studenti che dopo la tragedia di Giulia hanno acquisito maturità e consapevolezza, un impegno concretizzato ad esempio nello spettacolo in scena al Marconi. No, decido io che tu non ne sei capace, andiamo. Sento che si sta cambiando, c'è proprio un cambio di mentalità, proprio generazionale, dove la donna non viene più ritenuta come un oggetto, ma viene ritenuta una persona, una compagna. Secondo me dobbiamo continuare su questa strada ed è l'unica strada che dobbiamo continuare a percorrere. E volevamo denunciare le varie situazioni in cui si crea questa violenza e speriamo che sia un messaggio che porti insomma un po' di aiuto alle donne. Allora, è collegata con noi l'avvocato Alessandra Bocchi. Grazie avvocato di essere qui con noi, veramente grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, noi abbiamo appena sentito la canzone di questo bravissimo cantautore Pablo Perissinotto, che è qui ospite questa mattina, che ha scritto per Chiara Gualzetti. E avevamo collegato anche papà Vincenzo Gualzetti, purtroppo c'è un collegamento che fino al momento non riusciamo a fare, era collegato con noi fino a poco, 2 minuti fa, avvocato, ma il problema è capire cosa sta succedendo. Questo padre che si è visto massacrare l'unica figlia dal compagno, dall'amico, dopo averla uccisa l'ha sfigurata a calci, non aveva più volto, e questo padre che nonostante poi tutto quello che è successo, ha perso la moglie, ha avuto un problema enorme di salute, continua a rimboccarsi le maniche per non dimenticare, ma per non dimenticare che finalmente arrivi la giustizia. Cos'è la giustizia? Per lei, avvocato, che vorrebbe dire a Vincenzo Gualzetti, per un padre o per una madre, per una famiglia che perde il loro caro in maniera così atroce, così violenta e senza un perché, senza un motivo? Si può perdonare, si può capire che a un certo punto la giustizia dovrà pure arrivare per dare pace a questa ragazza, a queste ragazze, a queste donne. Prego, avvocato Bocchi. Guardi, mi fa una domanda che è davvero difficile da rispondere, perché la giustizia, quando ci sono fatti di questo tipo, quindi quella che è l'effettiva realtà fattuale, si va poi a scontrare con quelle che sono le lungaggini e i processi. Di positivo abbiamo da ieri il nuovo reato, il reato di femminicidio, 577 bis, che finalmente va a comminare la pena dell'ergastolo. Noi la pena dell'ergastolo non ce l'avremmo in nessun omicidio, e va finalmente a definire come questo è un omicidio contro una donna, quindi un omicidio di genere, con motivi di odio, di rabbia. Quello che purtroppo effettivamente accade è accaduto a quel padre che ha perso la figlia. Io non ho parole, Mirella, le dico la sincera verità, per fatti di questo genere, perché trovarsi nelle situazioni deve essere drammatico, deve essere. Avvocato Bocchi, mi scusi, ma lei ha detto finalmente ieri è passato questo importante articolo di legge. Mi sembra che la Lega abbia preso tempo, oppure ci spieghi, perché uno dice una cosa, uno dice un'altra, è tutto in stand-by, lei invece dice finalmente ieri, ma allora ci spieghi bene, perché andiamo in stato confusionale veramente. Sembrava allora, lei sa che io sono apolitica e gradirei restare tale, nel senso che non prendo mai posizioni politiche e preferisco siano appunto i politici. Io vedo da operatore del diritto che finalmente abbiamo un excursus normativo e legislativo importante. Dall'anno 2012 ad oggi sono passati ben 13 anni, abbiamo finalmente un codice rosso, abbiamo dei reati che prima non c'erano, abbiamo delle misure cautelari che non c'erano, dei dispositivi, ne abbiamo parlato anche l'ultima volta, di braccialetto elettronico, comunque tutti strumenti che abbiamo e che ci danno almeno una sorta di tranquillità, per quanto apparente, di sentirci tranquille. Chiaro è che per un padre deve essere difficile sempre, perché
finché i figli non tornano a casa non stiamo tranquilli, insomma, questo è chiaro. Il governo però, da quello che vediamo, quindi da un punto di vista di provvedimenti, ne sta emanando, ne sta facendo, ripeto, appunto il 577 bis entra e stabilisce questo benedetto femminicidio che tanto se ne parlava e solamente ora arriva. Che sia arrivato tardi le do completamente ragione, perché effettivamente si poteva forse fare prima, però ora ce l'abbiamo, quindi abbiamo qualcosa di più che non c'era. Allora, quello che però si fa fatica a capire, come su un momento di questo genere, questo lo chiedo a Pablo Perissinotto, ancora una volta la politica si divide, nel senso che l'avvocato Bocchi ha spiegato molto bene, finalmente è arrivato questo, però sul consenso non è arrivato questo, cioè tu devi, se dici no è no e punto, e se non lo fai vieni punito. E qua hanno preso tempo perché la legge va modificata, la legge, diceva l'avvocato Bongiorno, va fatta bene. Io mi domando cosa aspettavano prima invece che dopo, perché dopo prima parlano, poi fanno il patto, poi tornano indietro. Ecco, quello che noi vorremmo capire è che continuano imperturbati questi uomini a uccidere in maniera selvaggia queste donne, e se non le uccidono le veramente sfigurano, sono in sedia a rotelle, ne fanno di tutti i colori. Tu come uomo, come vedi? Ecco, secondo te c'è una legge che può rendere giustizia? Ad esempio, io sono drastica, voi lo sapete, nel senso che quando uno toglie la vita a un uomo, un ragazzo, una persona toglie la vita a un'altra persona in maniera poi così crudele e violenta, si prendono le chiavi e si buttano via, non si dà più la possibilità, perché non si può uccidere una ragazza e poi sfigurarla proprio con un disprezzo che ancora adesso sentiremo se riusciamo a fare questo maledetto e benedetto collegamento. Vincenzo Gualzetti. Vincenzo, speriamo che duri, perché vai. Cosa vuoi dire, Vincenzo? Prego. Vorrei dire innanzitutto che la guerra che noi stiamo portando avanti, la battaglia legale, è quella di abolire l'obbligatorietà dell'attenuante della minorità, e credo che l'avvocato in collegamento sappia di cosa parlo, che è una legge assurda, che ormai è dal 1980 che è una legge che dovrebbe essere cambiata e invece ancora va avanti e dà la possibilità soprattutto ai minorenni di essere graziati di un terzo della pena solo perché sono minori. E a Pablo cosa vuoi dire? A Pablo Perissinotto di questa canzone, Vincenzo? Io a Pablo l'ho già ringraziato personalmente davvero di cuore per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che mi ha promesso farà, ed sono veramente lusingato del pensiero che lui ha avuto per me. Avvocato Bocchi, come commentiamo le parole di Vincenzo? Le commentiamo nel senso che i minorenni, lo sappiamo, vengono giudicati in base alla loro età, quindi da un tribunale dei minori che prevede anche questo, cioè quindi in caso di minore età che ci siano delle riduzioni. Questo purtroppo è il nostro sistema e sono d'accordo che andrebbe rivisto, perché poi magari si tratta, adesso io nello specifico non so l'età dell'aggressore, però sì, il Tribunale dei minori ha un altro tipo di la normativa è la nostra, cioè il codice è lo stesso, però vengono applicate appunto attenuanti che nel rito ordinario per i maggiorenni non ci sono. Quindi effettivamente sì, è un gap del sistema e andrebbe di sicuro colmato almeno con l'eliminazione della minore età quale attenuante. Sono assolutamente d'accordo. Pablo, tu che hai questa sensibilità, come vedi questo ragazzo, questa figura maschile così violenta, ecco, così anche superficiale nel vedere questo povero corpo disteso a terra, sfigurato, ecco, la tagliano a pezzi, però poi si vede a sentire che se hai anche un buon avvocato, riesci in qualche modo
anche ad avere delle attenuanti che la legge prevede, poi molto importanti. Ecco, mandano la lettera, abbiamo sentito anche ieri, di scuse dal carcere dopo che è morta, dopo non c'è più, ti chiedo scusa alla famiglia, cioè, ma che lettere sono, non so, le scuse, cioè io solo dico quello che penso, sa avvocato, per carità, mica tutti devono pensarla come Mirella, ma sono scuse a mio avviso inaccettabili dopo che tua figlia non c'è più in una maniera così orrenda, così terribile. Cosa vuoi dire a questi uomini, Pablo? Entrare un po' nello specifico mi viene veramente difficile, devo dire la verità. Posso capire il sentimento di Vincenzo e mi perplime l'idea appunto che un ragazzo così giovane possa esprimere una tale violenza in un gesto così veramente brutale. Però ripeto, lì è una questione per me veramente difficoltosa da analizzare e quindi non posso capire invece che diciamo dal mondo adulto ho notato proprio in questi anni che ho cominciato un po' ad applicare la mia arte anche su questo tema, perché ho avuto già esperienze in passato dove ho cercato insomma di parlare di queste cose attraverso la mia musica e ho notato delle cose molto particolari rispetto a come il mondo degli adulti affronta il tema e ho visto che insomma sì, c'è un grande rito di condivisione, di coinvolgimento attorno alle cerimonie, tipo la giornata del 25 novembre, a volte anche la giornata dell'8 marzo. Però poi, come dire, si dilegua verso il resto dell'anno. Vedo che c'è un approccio molto più timido, molto più marginale, se ne parla poco. Questo è una cosa che secondo me è un po' come vale lo stesso anche per gli incidenti sul lavoro, che sono tematiche forti nel nostro paese perché sono pieghe sociali importanti che caratterizzano anche delle nostre gravi debolezze sociali. E ho notato questo, insomma, quindi secondo me bisognerebbe partire anche molto da una presa di posizione della coscienza e di quello che poi porterebbe a un'educazione veramente da rafforzare rispetto al tema, in modo che poi non esistano anche delle persone che a 16 anni pensano di ammazzare una persona come se fosse una cosa quasi normale, insomma. Voglio vedere cosa si prova a uccidere una persona. Cioè. Mi verrebbe più da esprimermi da quel punto di vista, senza nulla togliere al fatto che comunque è un gesto ignobile da ogni punto di vista, che non ha possibilità di scusanti. Allora vediamo se c'è ancora Vincenzo collegato. Vincenzo? Sì, sono qua, Mirella. Ecco, oltre a questa canzone bellissima che fa veramente rabbrividire, ma fa riflettere, è stato presentato anche un libro, Vincenzo, prego. Sì, è uscito un libro scritto da Irene Vella, il titolo è Era mia figlia ed è un libro che raccoglie un po' le voci di tutte le ragazze che come Chiara purtroppo hanno fatto una brutta fine, una tragica fine, e con la speranza che attraverso le loro voci riusciamo a salvare qualche altra vita. Vincenzo, l'avvocato Bocchi chiedeva quanti anni aveva questo ragazzo, non aveva perché lui è ancora qua, è chiaro che non c'è più. Ecco, e racconta un po' all'avvocato Bocchi in maniera che sa con chi parliamo e di cosa parliamo. Prego Vincenzo. Avvocato, parliamo di Chiara Gualzetti, 15 anni, a Monteveglio in provincia di Bologna. L'omicida aveva 16 anni, stato ritenuto capace di intendere volere, sottoposto a 5 psichiatri, è stato dichiarato profilo da serial killer, pericoloso socialmente, ma nonostante tutto questo la legge italiana non lo ferma, insomma è stato condannato a 16 anni e 4 mesi, che lei sa benissimo che non saranno 16 anni e 4 mesi, ma attraverso tutti gli sconti, le riduzioni e permessi premio, molto presto ritornerà fuori libero. E ci tengo a precisare che lui ha eseguito un omicidio con tutta la lucidità possibile, tanto da farsi addirittura i selfie con la mia figlia morta. Ha scritto a un'amica dicendo ce l'ho fatta, ha ammazzato questa sfigata, e l'amica le ha chiesto come si chiama questa ragazza, lui ha richiamato anche il messaggio WhatsApp specificando si chiamava Chiara. Comunque volevo dire all'avvocato una cosa, che è vero che le leggi devono essere cambiate, però dal 1988
ormai in Italia si dà il famoso patentino ai 14enni. A mio avviso dare un patentino a un 14enne, quindi dargli modo di guidare una vettura anche 50 che fa 40 all'ora e che comunque può ammazzare una persona, significa ritenerlo responsabile al pari di un 18enne. Non si può dare un'arma in mano a una persona e dire vabbè, tanto sei minorenne, qualsiasi cosa succede te la cavi. Quindi credo che ormai la minore età dei 14 anni non bisognerebbe più considerarla, o comunque avere un tribunale specializzato, togliere al giudice di decidere. Andiamo dall'avvocato Bocchi, Vincenzo, che sta crollando il collegamento. Avvocato Bocchi, prego. Soprattutto. Io sono assolutamente d'accordo con quello che dice, magari ci fossero i tribunali specializzati, ci sono in tantissimi paesi europei, in Italia non ce l'abbiamo, questo è un vero dramma, perché se ci fosse un vero tribunale specializzato a decidere, indagare e poi eventualmente condannare chi si rende responsabile di reati così gravi, atroci e con condotte davvero agghiaccianti come quelle che ci ha descritto, ci sarebbe di sicuro un filone prioritario e non ci sarebbero magari una serie di dinamiche che sono penso fastidiose, perché fare 6 perizie per poi ritrovare che è addirittura una personalità da serie killer e socialmente pericoloso, cioè voglio dire, quello è tutto tempo che si perde e tutte energie che si potrebbero tranquillamente evitare. E magari ci fosse questo, magari ci fossero delle modifiche da un punto di vista della legge che va a disciplinare i minorenni. Io sono d'accordo anche da un punto di vista pratico, diceva di questo patentino, si dà la possibilità di guidare, quindi perché non devono avere la stessa, certo, però queste sono dinamiche che riguardano la legislatura insieme al potere giudiziario, quindi sono cose che dovrebbero di sicuro essere modificate. Comunque concordo assolutamente. Allora, io ieri, intanto che si sentiva questi risultati elettorali, quello che pensavo, intanto tutti hanno vinto come al solito, nessuno ha perso, tutti hanno vinto, si guarda sempre indietro mai in avanti e perciò tutti hanno vinto. E io pensavo all'astensionismo enorme di persone che non ne possono più, che non vanno più a votare e soprattutto questa sconfitta, la sconfitta del cittadino. Questo io ho sentito ieri. Loro brindano alla vittoria, va tutto bene, siamo contenti, ormai ci sono 2 schieramenti da una parte, schieramento dall'altra, il cittadino che non si schiera non vota, perciò è preoccupante, preoccupantissimo, perché allora vincerà lo schieramento, non vincerà più il cittadino che non ne può più, ma soprattutto la sconfitta di quei cittadini che non si sentono più rappresentati, che hanno proprio questo senso proprio forte contro questa politica che non risponde alle esigenze che loro vogliono. Sentiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto mi associo al dolore di Vincenzo, per quello che gli è capitato. Mi associo al dolore di Vincenzo per quello che gli è capitato e come papà che sono Camille, che sono molto vicino anche al suo dolore. E dopo una persona coraggiosa che va ancora avanti per mettere a posto le robe. Ma in Italia purtroppo, Mirella, è mio cugino, gli interessi rovina tutto, perché giustamente figlio dalla patente a un figlio di 14 anni che può scopare qualche e dopo ti dà soldi a dire scelte che è colpa, fa strage della ragazza così. Ma dove siamo arrivati? Ma gli avvocati che lo difendono, ma con che colaio ti difendi la persona così? Ma che sei tutto in mezzo, Mirella, che sei tutto il mondo, tutta l'Italia, ti senti le persone importanti, politiche, che i fiori hanno fatto queste robe, strupi, robe, non si sa più niente, perché si invece dà la possibilità di nascondere tutto. E la povera gente, dopo un fatto del genere, c'è ancora Dio andare avanti. Siamo Dio a parlare di robe che non dovrebbero essere, problemi che dovrebbero essere risolti. Abbiamo l'artificiale, abbiamo intelligenza, siamo tutti colti, sappiamo tutti come che si vive e poi perdoniamo
uno che fa una roba del genere, ma è assurdo, Minella. E a buona volontà della gente come questo signore sto papà qua, bisogna aiutarlo ad arrivare a scopo, deve punire chi che l'ha fatto sto atto, non 14 anni. Con 14 deve farci e 7 e poi già fuori. Grazie caro Rinaldo, devo chiudere perché sennò non ce la faccio, è caduto anche Gualzetti, ora andiamo in pubblicità e poi continuiamo. L'astensionista è un perfezionista, mica è colpa sua se non c'è nessuno che gli va. O magari è un ambientalista, niente di personale, ma anche d'inverno al mare lui va. L'astensionista spina nel fianco della democrazia, la sua peggiore malattia. L'astensionista prova un piacere estremo quando l'omissione elettorale viaggia come un treno. Le urne vuote, a sfregio della rappresentanza, è un segnale di una sacrosanta riluttanza o solo sintomo di pigra inadempienza? Vediamo cosa ne pensa Toni da Vicenza. Io non voto perché tanto sono tutti compagni. Mi scusi, signor Toni, ma cosa intende per compagni? Compagni comunisti o uguali? Tanto per capirsi, sono tutti uguali ai comunisti. L'astensionista è un perfezionista, mica è colpa sua se non c'è nessuno che gli va. O magari è un ambientalista, niente di personale, ma anche d'inverno al mare lui va. E allora dai, che manca poco, cosa vi spinge a non concedere quel voto? Lei, Gustavo, da Motta di Livenza, mi dica, che ne pensa? Io non credo alla democrazia, uno ne basta, lo dice anche mia zia. Gustavo, su via, quel braccio teso, quanta nostalgia. E lei, Mario, tornitore da Nervesa, andare a votare le pesa? Ma sai di votare a me cosa me ne frega? Abbiamo capito, nell'aria traspare un indubbio rifiuto. L'astensionismo in Italia fa molto folklore, d'altronde la democrazia non ce l'ha mica ordinata il dottore. L'astensionista è un perfezionista, mica è colpa sua se non c'è nessuno che gli va. O magari è un ambientalista, niente di personale, ma anche d'inverno al mare lui va. Quello che abbiamo sentito anche ieri proprio Pablo Perissinotto sull'astensionismo, qualche politico che ha detto ma è colpa di novembre. È colpa di novembre che siamo tutti a casa, certo. Ma si va a votare a giugno che siamo tutti al mare, allora va bene, oppure fa troppo caldo, non sono andati a votare. Capite che si aggrappano agli specchi perché non sanno spiegare perché c'è questo astensionismo, questi numeri così alti. Pensate, abbiamo superato il 53% qua nel Veneto, una cifra terribile, e danno la colpa a novembre, il mese di novembre, ma era una brutta giornata, meglio perché erano a casa, non mi sembrava che ci fossero 20 gradi sotto zero, la neve alta 1,5 metri o una pioggia che non si poteva uscire. Perché arrampicarsi così per gli specchi per non voler ammettere che c'è qualcosa che non va? Prego. Mi viene in mente quei cantanti che non va nessuno ai loro concerti, no? E tirano fuori delle scuse clamorose, tipo sì, è incredibile. Io dico solo una cosa, io sono uno che va a votare e ho sempre votato, ho votato anche l'altro ieri e ho sempre avuto una brutta considerazione, cioè, ma non una brutta considerazione di chi non vota, ma ho sempre pensato che comunque l'idea che mi ero fatto proprio dell'astensionista
forse è legata molto a una specie di indolenza congenita più che a una vera presa di coscienza dettata anche da molto, o stimolata da molta lucidità. E invece devo dire la verità che ho cominciato a sentire delle persone che magari hanno sempre votato e cominciano a non andare a votare, che hanno una grande preparazione politica, una grande intelligenza, e cominciano a fare dei discorsi che, se non altro, con cui magari io non mi allineo per una questione personale, ma se non altro bisogna capire che all'interno del fattore non vado a votare si costruisce un'idea ben ponderata, ben ragionata e anche sulla base di una grande capacità di relazione del fenomeno politico italiano, ed è questo che a me preoccupa tantissimo. Non è più un gesto così, cioè se ormai chi va a votare è la minoranza degli italiani, questo significa che non può tralasciare il fatto che c'è una così grande maggioranza che non capisce niente, che non va a votare perché non ha voglia di andare a votare, perché chi se ne frega. Non c'è più quella scusa. O perché è novembre. O perché è novembre, vabbè, ma quello lo dicono i politici che purtroppo non se li fila più nessuno, e questa è la verità. Allora abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella, premetto che faccio un abbraccio al papà della ragazza, che ho seguito tutta la storia. È drammatico, io lo abbraccio e che continui così a lottare per sua figlia. Poi adesso fatalità, è venuta a fagiolo la canzone per l'astensionismo delle votazioni. Allora Mirella, ti dico una cosa e sarò breve. Io domenica mio marito non stava bene perché doveva affrontare un intervento chirurgico e lo vedevo, insomma non aveva voglia di uscire. Però ci sta. Allora lunedì mattina sono andata dal mio medico, il mio medico che è 30 anni che ce l'ho, è anche un amico, è bravissimo. C'erano 15 persone, ti premetto, tutti anziani, Mirella, perché il periodo. Allora io di solito alle 12:30 finisce e ho detto dopo vado a votare, se non che sono uscita alle 2 del pomeriggio. Cosa faccio? Vado a prendermi un cappuccino caldo perché fra una cosa e l'altra dove al bar dove vado io solito da 23 anni e dico adesso chiamo un taxi perché non era a portata di mano. Il taxi con la pioggia non si trovava, Mirella. A un certo punto il titolare vedo che si leva il grembiule, si infila il giubbotto, mi guarda, io non penso che... e mi dice dai sali in macchina che ti accompagno io. Mirella mi ha preso il cuore perché vedi l'amicizia, la conoscenza e mi ha accompagnato, addirittura ha girato la macchina, mi ha fatto scendere davanti. Guarda, io Mirella quando l'ho raccontato a mio marito ha detto questa cosa è veramente emozionante. Allora vedi Mirella, esistono le persone buone, cioè ci mancherebbe altro. Grazie Sandra, devo chiudere perché non ce la faccio, deve lasciarci anche il nostro Pablo Perissinotto, deve salutare. Allora Pablo, so che devi andare via, come vuoi salutarci? Allora io voglio salutarvi dicendo che per questa cosa che ho intrapreso un percorso anche con Vincenzo, che voglio anche aiutarlo a promuovere questo suo libro. Insomma, adesso vedrò nelle mie possibilità di organizzargli qualcosa in queste zone. E poi volevo invitarvi semplicemente il 5 di dicembre vediamo la locandina se ce l'abbiamo, per cortesia, grazie regia. Il 5 dicembre al Gallo Matto di San Giovanni a Motta di Livenza faccio la prima nazionale di questo spettacolo che si chiama Gli Amici di Zigoni, partendo proprio dall'ex calciatore idolo, mio idolo dello Pitergino. Volevo parlare di altri sportivi come lui, particolari, eclettici, che hanno avuto... Non abbiamo la locandina, dicono dalla regia, comunque di la data, il giorno, 5 dicembre al Gallo Matto di San Giovanni Motta di Livenza, è un ristorante dove solitamente parto da lì i miei tour perché mi porta molta fortuna. Vi invito tutti, insomma si parla di sport, si parla di personaggi molto particolari dello sport. Grazie veramente, grazie a Pablo Perissinotto anche per questa canzone che ha scritto per Chiara
Gualzetti per non dimenticare, per aiutare papà Vincenzo su questo cammino impervio dove la giustizia sta facendo un po' di capolino, ma chissà se arriverà. Grazie veramente Pablo Perissinotto. Avvocato, allora come ci saluta, cosa vuole dire? Beh, io vi saluto con un arrivederci come sempre e vi ringrazio per il graditissimo invito. Due cose vorrei dire molto veloci. Per quanto riguarda le votazioni e l'astensionismo, ecco, io ricordo solo che noi donne possiamo votare paradossalmente dal 1946, quindi è stata proprio una grandissima conquista e personalmente io voto da quando ho 18 anni e non ho mai perso un'elezione e ne vado molto, molto fiera del mio diritto di voto. Poi ricordo c'è quel bellissimo film della Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che proprio va a spiegare anche un po' la lotta che abbiamo avuto per votare. Per quanto riguarda invece il tema appunto della violenza, io spero ci sia qualcosa di vero e qualche cambiamento che ci dia questa tranquillità o almeno una certezza anche in fatto di giustizia. Ecco, io voglio essere positiva e propositiva, quindi speriamo che ci siano dei cambiamenti effettivi. Grazie. Grazie, veramente grazie all'avvocato Alessandra Bocchi di essere stata con noi, veramente grazie avvocato, speriamo, siamo fiduciosi, speriamo che queste donne in Parlamento riescano a capire l'importanza anche della loro presa di posizione, delle loro decisioni, di non guardare di che colore è la loro politica, ma di guardare il bene di tutta questa società che sta andando in frantumi. Ecco, questo io vorrei che queste donne elette facessero. Grazie avvocata Bocchi, veramente. Vediamo se abbiamo Vincenzo Gualzetti, se no lo salutiamo. Mi sembra che non ci sia Vincenzo perché purtroppo è al telefono. Vincenzo, come ci saluti? Ciao. Ah, c'è una telefonata. Chi abbiamo? Angelo? Sì? Prego. Allora, volevo dare una grande idea. Sa cosa ci vuole in Italia? Microchip, controllo satellitare, prima i stranieri, dopo quelli che sono stati in prigione, metà carabinieri, chi paga la pensione dopo qui? Grazie Angelo, abbiamo sentito anche la riflessione di Angelo, mi dicono che purtroppo Vincenzo Gualzetti è caduto, lo sentiremo un'altra volta in telefonica. Comunque a questo uomo che va veramente supportato, aiutato, è una tragedia immane quello che l'ha colpito, veramente anche bravo a continuare a lottare in questa maniera, a metterci la faccia e cercare di dire guardate che deve arrivare giustizia anche per mia figlia e per tutte le donne che ancora non l'hanno avuta. Grazie, grazie ai miei ospiti, pubblicità.
E abbiamo aperto con questo video, con questa bellissima musica per parlare delle grotte del Caglieron. Abbiamo ospite questa mattina Francesca Bertolin, presidente Proloco Fregona, che si occupa proprio del parco Grotte del Caglieron, che darà anche un bel messaggio, perché parleremo anche di sicurezza, di bellezza, di ambiente. Saluto anche il dottor Davide Bottoli, manager, analista senior. Buongiorno dottor Bottoli, grazie anche a lei di essere qui. E saluto anche Guglielmo Pisani, medico di famiglia, eccolo qua. Buongiorno dottor Pisani, grazie anche a lei di essere qui questa mattina. Come vedete parleremo di tante cose che riguardano la società, la comunità, il popolo italiano, i cittadini. Parleremo di quello che a noi interessa. Allora, intanto inizierei proprio dalla presidente Francesca Bertolin per capire cosa sono le grotte di Caglieron. Magari chissà quanti non lo sanno neppure, perché noi andiamo alle Hawaii, andiamo e poi non sappiamo neanche cosa abbiamo a 2 passi da casa di meraviglia. E soprattutto queste Proloco importantissime. Prego Presidente. Sì, allora le grotte del Caglieron sono un percorso in un ex ambiente di cava. Fondamentalmente che si trovano, spieghiamo bene si trovano tutto. a Fregona, in provincia di Treviso, siamo appena sopra Vittorio Veneto, direzione Cansiglio, quindi questo penso che a Treviso, insomma, o anche in Veneto lo sappiano. E le grotte, appunto, dicevo, sono l'intreccio tra l'opera della natura e l'opera dell'uomo. E da diversi anni ormai l'amministrazione comunale, che è proprietaria di questo parco, parliamo di 80.000 metri, pensate, ha organizzato anche diciamo sulle tracce di quello che c'era già un percorso turistico di 1 chilometro circa, molto semplice, adatto un po' a tutti, a parte il passeggino. Ecco, qui purtroppo non riusciamo ad accogliere questo tipo di utenza, con una serie di elementi che sono naturali, appunto, quindi con aspetti botanici molto rilevanti, con aspetti geologici, aspetti storici, mescolati appunto a queste cavità che sono state utilizzate come cave di arenaria, quindi una pietra dolce che serviva per fare stipiti delle case e decori dei palazzi, anche i palazzi veneziani, perché parliamo comunque di un'attività di estrazione che abbiamo memoria già dal 500 e che è andata avanti fino a metà del secolo scorso. Poi per fortuna, insomma, è cessata. E quindi abbiamo queste cavità che sono state scavate ulteriormente e che hanno delle colonne suggestive che sono state lasciate dagli scalpellini affinché la volta non crollasse, che danno proprio questo così affascinante impressione, insomma, di luogo. Quindi questo è un po' il tutto. Che poi vedremo anche il video che lei ci ha portato, lo capiremo qualcosa. bene. Allora adesso andiamo anche dal dottor Bottoli, manager, analista senior, ecco, è collegato con noi da Ginevra. Non so, lei ha seguito le politiche, le elezioni, dottor Bottoli, visto che è italiano, non gliene frega niente neanche a lei, dice che bene che sto in Svizzera, sto benissimo qua a Ginevra, che si arrangino. Ecco, come vedete gli italiani in questo periodo di elezioni? Dottor Bottoli, cosa ci dice? Innanzitutto buongiorno, grazie dell'invito. Volevo appunto complimentarmi con la signora Francesca per le grotte del Caglieron. Prima di tutto io sono di Vittorio Veneto, quindi per me è un piacere sentire parlare così bene delle grotte. Di solito quando torno in Italia porto sempre magari qualche amico fuori che non è di zona a visitarle, perché secondo me è una bellezza del territorio molto significativa. E per tornare alla sua domanda, certo, ho seguito le elezioni. Quest'anno devo dire non ho ricevuto il documento per votare dall'estero, mi sono un po' dispiaciuto, però ovviamente seguo con molta attenzione quello che sta succedendo in Veneto, quello che succede in Italia, perché ovviamente sono cresciuto per 25 anni in provincia di Treviso, mi sono trasferito negli ultimi 8, ma non si sa mai cosa porti al futuro, non si sa mai se potrei tornare in Italia con un'altra esperienza lavorativa, con un'altra esperienza di vita. Quindi seguo con molta attenzione. Ho visto un successo clamoroso di Stefani sulle orme di Zaia. Non sono sorpreso,
e obiettivamente mi aspetto un'ottima crescita del Veneto. Il Veneto è stato un motore trainante dell'economia italiana negli ultimi anni e mi aspetto che questo continui ad esistere per la prossima legislatura. Dottor Bottoli, l'astensione, ecco, questa astensione sembra appunto che una parte siano proprio i giovani che non vanno a votare. Io sono anni che dico, dottor Bottoli, ma lo fanno anche in altri stati europei, prima si parlava di violenza, di questo papà che ha perso questa adorata figlia proprio sfigurata, uccisa da sedicenne, dove questo ragazzo beneficia di tante cose che secondo questo padre non dovrebbero esserci, ingiustizia visto come ha ucciso la figlia. E dice una cosa importante: ma come diamo il patentino ai 14enni, li mettiamo in una strada, perciò si rendono anche responsabili di quando escono e guidano un mezzo, il motorino, quello che è, però poi quando fanno un delitto, un omicidio, un femminicidio del genere, ecco, si cerca sempre di agevolarli. Invece la legge dovrebbe arrivare implacabile per chi commette questi errori. Chi sono i giovani dal suo osservatorio, dottor Bottoli? Perché emergono sempre questi casi di cronaca, questo bullismo, ecco, questa aggressività, però non si fanno vedere tutti quei bravi giovani invece che studiano, che lavorano e poi devono andare all'estero perché in Italia non trovano spazio, non trovano giusto riscontro agli studi che hanno fatto. Ecco, come vede lei dal suo osservatorio il mondo giovane che c'è? Prego. Allora, inizierei magari col discorso dell'astensionismo, che diciamo è una piaga sociale, perché vedere circa il 50%, se non sbaglio, della popolazione non andare alle urne, sia in Veneto, ma ho visto anche in Puglia, in Campania, abbiamo visto le ultime nazionali. Secondo me è un problema, perché la nostra parola, il nostro giudizio non viene tenuto in considerazione. Scusi, ho detto il nostro, io ho votato non in queste ultime, ma in passato, ma delle persone che non vanno alle urne. E ritengo che è una perdita dal punto di vista sociale per la popolazione. È stato un diritto guadagnato con fatica dopo la seconda guerra mondiale, e ora lo si sta perdendo nelle vie sociali. Ritengo che deve essere creata più educazione, magari anche a livello scolastico, sull'educazione civica, per creare una mentalità civica comune, capire che ogni voto fa la differenza. Quindi questo sulla parte magari della politica, la parte astensionistica. Sulla parte invece, ovviamente fa molto più news, fa molto più clamore il giovane che sfortunatamente commette un crimine o non segue una legge specifica. E la cronaca in questi ultimi anni è veramente cresciuta a livello di notizie di cronaca nera, specialmente relative ai giovani, ed è un peccato. Adesso non saprei, ovviamente è un discorso che va al di sopra di noi, dire quali sono i motivi trainanti di questa mala educazione giovanile o cosa possa portare i giovani a infrangere leggi. Non le sembra, dottor Bottoli, che hanno influito tanto i social con questi ragazzi? Allora, secondo me c'è una distinzione significativa. Può essere che i social abbiano avuto un'implicazione, quindi il farsi vedere sui social in quanto facendo atti di bullismo, andando al di sopra delle righe. Per quello che mi chiedo è, in passato, prima dei social, le stesse cose esistevano ma non erano evidenti? O magari esistevano in tono minore? Questa è una cosa che ovviamente non possiamo verificare, perché appunto non abbiamo dati su questo. Ora è tutto più amplificato dal fatto che ci siano social, dal fatto che si segua molto di più quello che succede intorno al mondo. Però va detto che la situazione non è assolutamente positiva per le notizie che escono, e appunto credo che l'educazione civica sia alla base di una società civile e di una crescita. Allora la interrompo un secondo, dottor Bottoli, perché abbiamo Gianfranco Valeri da Cessalto, poi ritorneremo. Vai Gianfranco. Sì, buongiorno signora Milella. Buongiorno. Buongiorno dottore. Ecco, signora Milella,
sa che io sono un anziano e purtroppo l'esperienza non è scritta in nessun libro. Ecco, io è tanto tempo che dico che praticamente i giovani non andavano a votare, perché i giovani non sono più seguiti come quando eravamo giovani noi, che i partiti, già quando avevamo i pantaloncini corti, uno si avvicinava, ogni paese aveva le sue segreterie, perché nel mio paese, che era anche piccolo, però c'era il Partito Comunista, la Democrazia Cristiana, il Partito Socialista, e quando si facevano i consigli comunali erano pieni di gente perché venivano coinvolta, e si immagina che si arrivava al 90-95% della gente che aveva diritto di voto e andava a votare. Ecco, praticamente se ne fregano dei giovani, perché un giovane, se non è mentalmente preparato, tutto dicono qua, dicono là, però non cambierà mai niente. Poi la questione dei social, i social sì, però i social non c'è la contraddizione nei social, io devo leggere solo la notizia e mentalmente poi tornare a scrivere e poi aspettare una risposta, non c'è, se noi siamo in 40, ognuno dice la sua e poi viene fuori un'esperienza. Secondo me la cosa, poi Mirella, si immagini, se avrebbe visto una volta Lista Andreotti, l'avrebbe mai vista Lista Andreotti o Lista Craxi o Lista Berlinguer, cioè adesso sono tutte cose personali. Lei tante volte nomina chi fa parte del cerchio e chi è fuori del cerchio, arrivederci Roma. Dicono che le cose le vogliono cambiare, ma non le cambieranno mai. Ecco, lui è un parere del dottore, come mai queste cose come funzionano, i giovani non andranno perché non sono coinvolti. Buongiorno e grazie, buon lavoro Mirella. Grazie caro Valeri, grazie di aver chiamato. Salutiamo anche il dottor, veramente che ringrazio di essere qui, il dottor Guglielmo Pisani. Dottore, cosa ci dice? Ecco, come vede lei la situazione? Adesso si cambia registro in regione, c'è un altro presidente, la regione è molto importante per quanto riguarda la sanità veneta, ecco, i medici di famiglia. Ecco, cosa vuole dire dal suo osservatorio, cosa sta vedendo e cosa spera? Prego, dottor Pisani. Intanto saluto lei e tutti gli ascoltatori. Allora, in realtà è cambiato il presidente della Regione Veneto, però i partiti politici che hanno governato la regione sono rimasti gli stessi partiti politici, quindi non credo che cambierà molto per quanto riguarda l'aspetto della formulazione e della regolazione della sanità. Io sono estremamente preoccupato per il futuro della sanità, non solo veneta, ma anche nazionale, perché il Servizio Sanitario Nazionale, che era uno dei fiori all'occhiello della Regione Veneto e dell'Italia, sta perdendo notevolmente i colpi. Dal mio osservatorio io vedo un malcontento dell'utenza, dei nostri pazienti, dei miei pazienti, per quanto riguarda liste d'attesa, per quanto riguarda prestazioni, per quanto riguarda l'approvvigionamento dei farmaci e per quanto riguarda il numero anche degli operatori sanitari. Non dimentichiamoci che per anni e anni a livello politico bipartisan, perché tutti hanno le loro responsabilità, non si è assunto personale, non si è provveduto a organizzare e programmare un ricambio generazionale, e ci si trova adesso con il cerino in mano e nessuna idea chiara su come risolvere i problemi. Io cerco di parlare solo di quello che conosco, però io trovo surreale che chi era l'assessore alla sanità della Regione Veneto vada in televisione a dire che c'è stato un errore nella programmazione del ricambio generazionale, per esempio, di quello che mi riguarda da vicino, dei medici di medicina generale. Non si trovano medici di medicina generale, come non si trovano anestesisti, come non si trovano
medici che afferiscono al pronto soccorso. Bisogna farsi delle domande: come mai non c'è il problema degli oculisti, degli otorini, anche i chirurghi sono preoccupati, dottor Pisani, anche i chirurghi sono preoccupati. Anche chirurgia è una specializzazione non ambita. Io ho lavorato in sala operatoria come anestesista, stare ore e ore in piedi sul paziente per salvare la vita o comunque risolvere un problema chirurgico è oggettivamente fisicamente impegnativo, però non è questo che ha mai spaventato i medici, l'impegno professionale. Sono altre le cose che disincentivano l'ingresso nel mondo del lavoro di alcune categorie, sono ben altre. Molto chiaro, la ringrazio dottor Pisani, condivido quello che ha detto, anche perché è un pezzo che dico che quando formano le famose commissioni, ecco, a qualsiasi livello dovrebbero mettere delle persone molto preparate che sanno di cosa si parla, e non il politico perché è stato eletto e ha preso tanti voti e non sono riuscita a metterlo in qualche altro posto, allora lo metto nella commissione. Ecco, non so come fa un agricoltore magari a sedere a un tavolo, dico così, magari che riguarda la sanità, con tutto il rispetto che posso avere, ma ho citato un esempio, oppure viceversa. Ecco, queste commissioni che dovrebbero dare il là a quello che sta dicendo il dottor Pisani, perché programmare, bisogna programmare prima, non dire dopo ho sbagliato a programmare, non pensavo, c'è stato un errore. Sì, ma con gli errori guardate come siamo presi. Pensate che eravamo la quarta potenza mondiale e non era stata fatta dalle multinazionali, qua lo dico anche al dottor Bottoli, era fatta da quel mondo piccolo di piccole e medie industrie, di artigiani, di tutto quel globo enorme che era composta l'Italia. Distrutto tutto per arrivare dove? A qualche multinazionale, miliardari che poi hanno preso le nostre industrie, hanno preso tutta la polpa, il succo, hanno lasciato le ossa completamente a questa Italia meravigliosa. Allora, prima di andare a vedere finalmente le grotte del Caglieron, sentiamo anche il dottor Bottoli come commenta e come risponde anche il nostro Gianfranco Valeri. Prego, dottor Bottoli. Eccoci qui. Allora, guarda, sul punto della crescita italiana effettivamente è un dato di fatto, eravamo una delle potenze mondiali 20-30 anni fa, ora purtroppo il nostro PIL non è ai livelli delle altre potenze anche europee che sono ancora in crescita. Questo è il mio parere personale ovviamente, più dell'effetto delle multinazionali che hanno acquisito diverse piccole aziende magari nel territorio o comunque nel territorio italiano, vedo secondo me un aspetto politico più importante, perché se si investono molti fondi nell'istruzione, perché parliamoci chiaro, le università italiane sono a un buon livello, creano ottimi professionisti, ma molti cervelli purtroppo si muovono fuori dall'Italia perché vedono opportunità altrove. Io qui vedo il grosso gap dell'Italia, l'incapacità di tenere i giovani, creare forza lavoro con ottime referenze, con ottime capacità, e perdere tutto l'investimento che è stato fatto nelle università per mandarlo altrove. Questo secondo me è un fattore drammatico che sta succedendo in Italia negli ultimi 15 anni, quando vedo l'emigrazione di cervelli, i numeri, che si parlano di più di centinaia di migliaia di persone all'anno, è clamoroso. Quindi mi focalizzerei su quello come aspetto rilevante. Mentre sto tornando al punto del nostro ascoltatore chiamato prima, diciamo che l'effetto per i giovani, diciamo, l'altro fattore dell'Italia è che più del 25% della popolazione è sopra i 65 anni. L'Italia è
la popolazione europea più vecchia in media. Ora, politicamente, fossi un politico, su chi farei il mio target di campagna elettorale? Lo farei sulla popolazione più predominante, quindi a livello di età, a livello di condizioni sociali. Quindi, essendo che i giovani hanno un'alta astensione, sono in minoranza, e si crea questo circolo vizioso in cui il politico non è particolarmente interessato all'opinione dei giovani o a entrare nel cuore dei giovani, perché non vinceranno le elezioni tramite i giovani. E quindi questo secondo me è un altro fattore da cambiare. Fino a che i giovani non cominceranno a votare, ci sarà meno politica interessata a coprire gli interessi dei giovani. In effetti io dico sempre che bisognerebbe dare il voto ai sedicenni, ecco, io ci credo, ecco, penso che abbiamo sentito anche all'inizio della trasmissione, quando intervistiamo questi ragazzi, che dicono noi siamo anche preparati, ecco, c'è un cambiamento anche che riguarda noi, basta vedere anche per l'ambiente quanto sono vicini i giovani sull'ambiente. Ecco, noi descriviamo sempre un giovane che se ne frega di tutto, no, guardate che non è assolutamente così. E sapete perché non li fanno votare? Perché hanno paura del voto dei giovani, hanno molta paura di questo voto, è quello che ferma. Però qualcosa sta cambiando, anche perché mi sembra che anche in politica adesso finalmente arrivino anche qualche giovane magari dello stesso partito, ma magari con idee diverse, con un rinnovamento. Bisogna aspettare e vedere come si muoveranno. Ecco, andiamo a vedere questo video che finalmente capiremo di cosa parlavamo, perché gli addetti ai lavori come il dottor Bottoli e la Presidente sanno di cosa si parla. Mi sono convinta che a casa molti non sapevano neppure che c'erano queste grotte. Andiamo a vedere il video. Tra grotte e pareti altissime, un sentiero ti guida in un canyon nascosto, con ponti sospesi e cascate che sussurrano storie. Siamo a Fregona, al parco Grotte del Caglieron, un luogo modellato dal tempo e dall'acqua. Oggi è uno dei luoghi naturalistici più visitati della zona, aperto tutto l'anno e valorizzato grazie a importanti interventi di recupero. Il percorso ad anello dura circa un'ora, è semplice e perfetto anche per famiglie con bambini piccoli. Non perderti questa meraviglia naturale durante il tuo viaggio alla scoperta del Veneto. Speriamo che qualche astensionista domenica o lunedì sia andato a vedere le grotte del Caglieron, che così non ha perso tutto il tempo, ecco, a vedere questo spettacolo meraviglioso. Da chi è frequentato? Chi sono le persone che arrivano? I turisti? Ecco, ci racconti un pochino, ecco, di queste visite. Allora, innanzitutto noi abbiamo un vantaggio perché è un luogo che si può visitare anche d'inverno e questo ovviamente è un plus non da poco. I turisti in questo momento stranieri sono circa il 40%. Pensate. E questo è dovuto anche alla, diciamo, vicinanza dell'area UNESCO Colline del Prosecco, di cui anche noi facciamo parte, seppure siamo in zona commitment, come si dice, e in un totale, diciamo, di visitatori di circa 80.000 persone tra adulti e bambini. Noi naturalmente annotiamo tutti i visitatori puntualmente. E, cosa devo dire? I turisti stranieri veramente sono in crescita anno dopo anno, quindi il 40% è... L'età del turista, Presidente? L'età del turista, allora cominciamo autonomamente dai 22-25 anni e vedi che sono ragazzi, come prima accennavi, molto interessati a quelli che sono gli aspetti proprio della natura e dell'ambiente. E arriviamo fino ai 70 anni, 70, anche 75 anni, poi
è un po' accidentato il percorso, quindi c'è anche una motivazione insomma di carattere fisico. Fin là li facciamo arrivare, dopo bisogna fermarsi. La parte maggiore è comunque data ancora dalle famiglie che vengono con i loro bambini. Noi abbiamo scelto tra l'altro delle scontistiche per agevolare proprio i nuclei familiari, per cui dai 12 anni in giù i bambini non pagano e sono quelli che poi ci danno più soddisfazione, perché li vedi insomma che per loro è l'effetto wow. Non hanno paura? No, paura non hanno paura, nessuno dimostra mai questo tipo di sentimento. Quindi abbiamo gli escursionisti locali che vengono in giornata, visitatori che stanno facendo anche domenica, per esempio lei diceva, noi abbiamo il santuario della Madonna della Salute molto vicina, che sicuramente il dottor Botto li conosce, e da là c'era un via vai domenica, continuo, è una giornata molto fredda e quindi noi abbiamo un centro visite con un piccolo punto ristoro e sono poi venuti fin là così a bersi un caffè caldo eccetera. Comunque c'è anche un bel numero di escursionisti che sono locali e che noi comunque consideriamo interessanti, ecco. Quindi c'è un po' di tutto in realtà. Misto, diciamo, sì. Ecco, però l'importante è che ci siano i numeri che vengono a visitare, anche perché sono impegni importanti, ecco, economici, anche se sono investimenti di un certo livello, ma sempre per riqualificare l'ambiente e valorizzarlo, e questo è molto bello. Dottor Pisani, quello che abbiamo sentito, i giovani e l'ambiente, i giovani e il rispetto dell'ambiente, ma anche il rispetto del proprio corpo. Ecco, lei come ha giudicato questo ministro Valditara e anche la ministra Roccella per quanto riguarda anche questo corpo, questo rispetto del corpo umano, questa sessualità che bisogna chiedere ai genitori, ecco, se è il caso o non è il caso per loro di fare questa lezione. Ecco, ma i genitori quando vengono da lei, se vengono con i figli, cosa dicono? Che genitori vede lei, dottor Pisani? Sono così interessati al bene sessuale, capire se suo figlio la sessualità la conosce, gliela spiegano? Perché io vedo genitori anche giovani, guai parlare di sesso, per l'amor di Dio, troppo complicato, troppo difficile. Poi il ragazzo va su internet, vede quello che vede, impara quello che impara, e fai da te anche là. Prego, dottor Pisani. Allora, per quanto riguarda la mia esperienza, io non ho esperienze positive in questo campo, nel senso che permane un tabù affrontare l'argomento sessualità sia in casa sia in altri ambienti, e l'educazione alla sessualità purtroppo avviene, come lei giustamente ha detto, nei posti più impensati, e su internet, sui social, e mi vorrei anche riagganciare però a un discorso che abbiamo affrontato inizialmente. Allora, io credo che sia tutto un po' legato. Quando ero un ragazzo io, adolescente io, ormai secoli fa purtroppo, quando affrontare discorsi di educazione sessuale era praticamente impossibile, però esisteva un rispetto nei confronti dei miei genitori. Mio padre bastava che mi guardasse e io mi mettevo sull'attenti. Questo e in casa non ho mai visto mio padre alzare la voce con mia madre. Adesso, per carità, sto raccontando la mia esperienza, però io ho imparato il rispetto nei confronti delle donne in casa prima che fuori. A scuola non abbiamo mai l'educazione civica, avrò fatto sì e no 3 lezioni di educazione civica, e quando ho votato per la prima volta, sempre riagganciandomi al discorso che abbiamo fatto prima, io ero orgoglioso
di poter votare finalmente. Quindi tutto dipende secondo me dalla famiglia, cioè deve partire il rispetto della donna, la necessità di partecipare alla vita sociale e anche politica della nazione, deve partire dalla famiglia. Se noi deleghiamo alla scuola o a altre istituzioni un compito che è della famiglia, non otteniamo, secondo me, alcun risultato reale. Molto chiaro, la ringrazio dottore, andiamo avanti, poi ritorniamo ancora da lei. Ecco, dottor Bottoli, ecco, come vede lei? Intanto raccontiamo anche di cosa si occupa, ecco, perché è giusto anche capire perché è qui il dottor Bottoli e cosa fa. Prego, dottor Bottoli. Allora, grazie. Volevo soltanto commentare un secondo le parole del dottore in precedenza, e sono completamente d'accordo sul fatto che la famiglia abbia il fattore più significativo nell'educazione sia sociale che politica che sessuale dei figli. Però qui voglio aggiungere, molte volte non succede, e nel momento in cui non succede io preferisco avere una scuola, un'accademia o un'altra organizzazione oggettiva che possa informare un figlio, un adolescente, un ragazzino a proposito di queste tematiche, piuttosto che la scoperta tramite altre fonti. Quindi nel mondo ideale in cui la famiglia funziona perfettamente e ognuno riceve la propria educazione in casa, va benissimo, ma nel momento in cui questo non accade, secondo me è necessario avere uno strato successivo che provveda a questo. E qui magari chiudo la parentesi e torno alla domanda. Innanzitutto, allora, io lavoro nell'ambito dei beni di largo consumo in una multinazionale a Ginevra. Beni di largo consumo sono tutti quei beni che noi vediamo al supermercato, quindi parliamo di detersivi, di shampoo, di sezione alimentare, tutto quello che noi vediamo di giorno in giorno quando andiamo a fare la spesa. Nello specifico io lavoro come business analyst, quindi mi occupo di tutte le analisi di mercato, cioè di tutto ciò che lega al conoscere il consumatore, quindi capire di cosa il consumatore ha bisogno, in maniera tale da creare un prodotto che sia adatto ai bisogni del consumatore. Quindi questo include analisi di mercato, analisi dei prezzi, analisi delle promozioni, analisi di come un supermercato o una catena di vendita è fatta e strutturata, e in quel caso lì con questi dati si cerca di ottimizzare tutta la produzione con l'obiettivo finale, che è sempre quello di avere un prodotto adatto a ciò che il consumatore vuole. Scusi dottor Bottoli, faccio una parentesi, ce la spieghi perché forse lei potrà spiegarlo. Ci siamo accorti però che le scatole sono più piccole, il prodotto all'interno è meno, però paghiamo sempre lo stesso, anzi è aumentato. Ecco, che analisi di mercato è stato fatto su questo? Perché noi comperiamo, però è tutto meno adesso, però il prezzo è sempre di più. Che analisi viene fatta, dottor Bottoli? Noi non riusciamo mica a capire, ci siamo accorti per caso, perché nessuno ce l'ha mica detto che il prodotto era diminuito all'interno dei pacchetti. Prego? Certo, questo evento si chiama shrinkflation, quindi come dice lei, avere dovuto all'inflazione una riduzione della misura del prodotto in media. Allora, questo purtroppo è perché è dovuto al fattore economico a livello globale. Quando i costi delle materie prime, dell'energia, dei trasporti internazionali e di tutto quello che della forza lavoro specialmente, quando tutto questo aumenta, l'azienda per necessità è costretta a applicare due diversi tipi di politiche, no? Politica numero 1: si tiene la stessa dimensione della scatola, diciamo, e si alza il prezzo, o si riduce leggermente la scatola cercando di mantenere il prezzo costante. Questi sono di solito i due tipi di scelte che vengono fatte. Ora, la prima scelta comporta un prezzo assoluto più alto. Se io tengo magari 500 grammi di pasta e passo da
1,5 € a 2, magari il consumatore non è disposto a pagare 2 euro, ok, per quel pacco di pasta. Mentre se passi da 500 grammi a 420 grammi mantenendo 1,50 €, il consumatore ha comunque disponibile potenzialmente l'1,50 € da spendere per la pasta, anche se il prodotto ne contiene meno. Diciamo, queste sono i due metodi ma generali. Ma spiegarlo mai, dottor Bottoli, perché se io non glielo chiedo, guardi che non è che sappiano questa analisi di mercato come è stata fatta, anche se devo dire la verità, dottor Bottoli, ho ricevuto diverse telefonate di persone che hanno detto il prezzo è alto, il prodotto è scarso, e allora c'è qualcosa che non torna nei numeri a questi cittadini che vanno a fare la spesa. Il problema è che ormai non riusciamo più a capire come riusciremo a fare la spesa, e specialmente, ecco, questi costi, come lei dice, ecco, a livello globale aumentati, però noi di stipendi, le pensioni non sono aumentati. Oggi ho il Banco Solidale aperto e le posso assicurare, lo dico tutte le mattine, che non arrivano i barboni, ma arrivano famiglie che con 2 stipendi non ce la fanno più neppure a fare la spesa, perché quando hanno pagato l'affitto, il mutuo e una bolletta per carteleria, non ammalatevi, avete sentito cosa ha detto il dottor Pisani, perché è un problema anche là, diventa problematico. Allora andiamo anche dalla Presidente, ecco, queste proloco che sono l'anima anche di questa luce che ogni tanto arriva, fortunatamente, per staccare la spina, per veramente stare in allegria, riuscire a fare comunità. Come vede la situazione? Guarda, la situazione dal mio punto di vista è sicuramente positiva. Bene. Noi abbiamo accolto la sfida dello Stato di entrare in un registro unico del terzo settore, RUNS, così detto, che ci dava la possibilità, con l'aggiornamento dello statuto, di fare molto di più di quello che potevamo fare fin prima, ovvero anche gestire dei servizi in forma organizzata, quindi non più così estemporanea. Perciò abbiamo un panorama di proloco anche non solo in provincia di Treviso, un po' in tutto il Veneto, ma direi anche in tutta Italia, che si stanno occupando stabilmente, come stiamo facendo noi, insomma, a Fregona, della gestione di musei, di parchi, di punti informazioni, di tutta una serie di servizi rivolti al turista e alla comunità, che sono estremamente importanti e interessanti. Sa che il terzo settore, specialmente in Veneto, è un settore che aiuta tantissimo la pubblica amministrazione, perché vediamo, insomma, i volontari impegnati nella sanità, li vediamo nella protezione civile, eccetera. E anche noi abbiamo questo sviluppo. E i volontari dove li trovate? Tutti si lamentano che mancano i volontari. Voi siete messi bene? No, perché qua vengono tutte le associazioni e tutte quante hanno il problema dei volontari, specialmente di giovani. Sì, allora il problema dei volontari ce l'abbiamo anche noi, non possiamo nasconderlo, però in forma minore, perché comunque siamo in gran parte delle proloco operano nella provincia, nelle città, nei comuni, nei piccoli paesi di provincia, dove il tessuto sociale è ancora abbastanza propenso, insomma, al volontariato. Li dobbiamo condividere, magari la stessa persona è volontario per gli alpini, per la parrocchia, per l'asilo, per l'oratorio, canta nel coro. Tutto praticamente. Sì, ecco, questo è un po'. Giovani dobbiamo tener conto anche dell'aspetto demografico, perché ovviamente il calo delle nascite vuol dire anche calo di persone fisicamente che poi Ma non è, Presidente, che intrighiamo poco i giovani, ne avremo anche pochi, ma li abbiamo, le scuole li abbiamo, gli studenti li abbiamo, e non è che vedo tutta questa partecipazione a questo mondo del volontariato da parte dei giovani, perché se io guardi che qua vengono tutte le associazioni, le posso assicurare tutte quante hanno questo problema, vanno nelle scuole, spiegano da anni, però poi il giovane non arriva o arriva con dei numeri molto piccoli. Quello che volevo chiedere anche al dottor Pisani, corro perché il tempo è tiranno. Dottor Pisani, io sabato ho seguito un caso di una coppia anziana, diversamente giovani come li chiamo io, col marito con problemi di salute, dimesso dall'ospedale, doveva fare una riabilitazione.
loro non avevano soldi da pagare il trasporto non si trovava e la dottoressa alla quale loro si sono rivolti, la loro dottoressa, non sapeva dare nessun aiuto e non conosceva nessuna associazione che potesse aiutare questo. L'ho dovuto fare io, pensi cosa c'è, cioè non so. Ecco, io sabato mi sono trovata con questa coppia, con la moglie disperata che piangeva, lunedì mio marito ha questa riabilitazione e non sappiamo a chi rivolgerci. Mi vuole spiegare, dottor Pisani, cosa sta succedendo anche con i medici di famiglia che sono l'unico veramente punto che hanno queste persone, non ce ne sono altri, e soprattutto che manca questo collegamento tra volontariato, medico di famiglia, perché giustamente io ho lasciato parlare e mi ha fatto molto piacere ascoltare quello che ha detto la Presidente Francesca Bertolini. Lei ha detto: noi dobbiamo fare un po' tutto, il volontario deve fare tutte queste, non è che forse la politica sta cercando di passare il cerino a quelle che sono rimaste nel mondo del volontariato, facendogli fare tutto, così lei si mette da una parte, tanto c'è il mondo del volontariato che arriva e io sono a posto. Io mi sono molto arrabbiata con i servizi sociali, molto arrabbiata, ho detto: guardate che il caso è pubblico, se non intervenite io faccio un macello nel vero senso della parola, perché non è possibile che questo, dopo l'operazione, dopo l'ospedale, dopo tutto, soli, abbandonati perché non hanno nessuno, non si riesca a trovare una soluzione. Di chi è la responsabilità? Mi scusi dottor Pisani, ma so che lei è molto chiaro, mi spiega come dobbiamo fare per capire a chi dobbiamo rivolgersi quando siamo diversamente giovani, non più in grado di gestire la propria persona, non sapeva neppure chi era la sua assistente sociale, e questa qua continuava a dirmi che erano loro che avevano sbagliato perché non rispondevano. Prego dottor Pisani, no, tanto per fare un esempio, dottor Pisani. Microfono. Sono in odore di pensione, per cui non avevo peli prima e non ne ho neanche e ne ho ancora meno adesso. Allora, la politica in tutta Italia, ma soprattutto nel Veneto, si è fatta bella con il lavoro dei volontari. I volontari si impegnano nel trasporto degli ammalati, nella protezione civile, nella parrocchia, eccetera. Sono tutte situazioni in cui il volontariato supplisce a una carenza dello Stato. Questo è un dato di fatto. Per quanto riguarda invece i trasporti, dell'ambulanza dei trasporti, esiste, almeno qua a Padova, esiste un servizio in cui se il paziente nell'immediatezza della dimissione, parliamo di 30 giorni dalla dimissione, ha necessità di un trasporto, allora questo trasporto viene organizzato dal medico di medicina generale con la collaborazione e con l'autorizzazione del distretto. E se poi si trova in condizioni in cui anche oltre i 30 giorni non è in grado ancora di provvedere, allora esiste sempre il servizio con almeno un pagamento ridotto del trasporto. Del trasporto. E per quanto riguarda invece quello che sta succedendo con i medici in medicina generale, la realtà è che io mi sono occupato per circa 15 anni, ero responsabile della didattica del polo di Padova della scuola di formazione specifica in medicina generale, e noi c'era il polo di Treviso, c'era il polo di Belluno, c'era il polo di Verona e poi mentre Rovigo e Venezia erano in sospensione. E noi ci siamo impegnati per formare questi nuovi medici in medicina generale, solo che ne venivano diplomati
una quindicina ogni 3 anni, assolutamente insufficienti per coprire le necessità del ricambio generazionale. Poi la scuola è stata presa in mano dalla regione, è stato spostato tutto a Montecchio Precalcino, dove, faccio notare, non arriva il treno e non arrivano neanche gli autobus. Comunque sono stati spostati tutti i corsi della regione Veneto, sono stati spostati a Montecchio Precalcino, e la regione Veneto si è presa carico della formazione dei nuovi medici di medicina generale, dove gli viene insegnato. Io continuo a fare il tutor non d'aula, di formazione per i medici che devono frequentare un ambulatorio per almeno 4 mesi, quelli che invece decidono di frequentarlo perché in alternativa possono già avere una convenzione nel progetto della formazione scuola-lavoro, e con la carenza dei medici di medicina generale questi trovano immediatamente un'assistenza. Dottor Pisani, mi scusi se la interrompo, però volevo dirle che la storia si ripete, nel senso che ho avuto una ragazza, una donna, che ha tentato 2 volte il suicidio, non so se le l'ho raccontata, è venuta anche qua in diretta, che nella carta, come sta spiegando lei, ha 9 persone che la seguono, 9. Nella realtà non vedeva anima viva da mesi. Telefonava, nessuno rispondeva. Un cambiamento continuo di persone a livello di servizi sociali e di salute mentale, che non sapeva a chi rivolgersi. Capisce, dottor Pisani, io capisco che nella carta sono scritte tante cose, che la legge prevede tante cose, che c'è la Costituzione, ma non viene applicato niente, dottor Pisani. E queste persone fragili, disperate, sono gli ultimi, sono gli scarti della società come pensa la politica, che non meritano risposte, non meritano attenzione, che si arrangino, che provveda il mondo del volontariato se riescono ad arrivare ad aiutarli, perché sennò, ecco, così non funziona, dottor Pisani. Mi dispiace che vada in pensione, tenga duro se può, visto che adesso prima li mandavano a 67 anni, adesso vorrebbero anche quelli di 90, ecco, pur di aver medici. Cioè, capisce che quello che sta spiegando lei è veramente inqualificabile, se uno ha capito bene quello che ha detto. Dottor Bottoli, ma in Svizzera, a Ginevra, come funziona? Perché lei, non so, speriamo che stia sempre bene, ma se avesse bisogno, cioè, come funziona là? Perché siamo anche curiosi di capire, ma ci dice mai niente, nessuno, siamo sfigati noi, oppure c'è qualcosa che si può fare copiando, magari, dico, ecco, da qualche altra parte, oltre ai centri commerciali, se possiamo copiare anche qualche altra cosa utile. Prego, dottor Bottoli. Allora, a livello di sanità, qui la sanità è privata e purtroppo ha un grosso costo nelle nostre tasche ogni mese, perché come minimo 400 euro vanno via ogni mese per la sanità privata, indipendentemente dal dover aver bisogno o non aver bisogno. Quindi per, diciamo, famiglie meno abbienti questi soldi sono molto significativi. Se pensiamo a una famiglia con 2 figli che deve coprire 4 assicurazioni ogni mese, è una percentuale maggiore dello stipendio insieme all'affitto. Quindi sì, la Svizzera è un ottimo paese a livello salariale, eccetera, ma i costi sono significativi sia a livello di affitti sia a livello di assistenza sanitaria. Quindi c'è l'assistenza sanitaria con una, come si dice in italiano, con una minima soglia da raggiungere per avere accesso a servizi che poi saranno gratuiti, ma questa soglia può essere tra i 500 e i 2500 euro che vanno spese di tasca propria. Nell'assistenza sanitaria poi i servizi funzionano, nel senso si paga, però se c'è bisogno tutto funziona molto liscio.
avuto di recente dei problemi, sono andato in pronto soccorso 2 settimane fa di mattino e in 2 ore e mezza ero fuori, quindi con tutti i test già svolti. Quindi sì, il costo è alto, però c'è anche una qualità che segue. Noi invece abbiamo costi alti e non abbiamo qualità che segue, dottor Bottoli, mi dispiace dirlo, ma purtroppo funziona così qui da noi e non è detto sempre che privato sia anche bello, non è sempre detto. Allora sentiamo Presidente, ormai siamo in chiusura, cosa vuole dire, come ci saluta, cosa spera, ecco, che la nuova politica, specialmente quella regionale, dia risposte a questo terzo settore molto importante, a questi volontari che devono girare col commercialista e pagare per fare i volontari, ecco, con una burocrazia che sta uccidendo anche quelli di buona volontà, perché è sempre più difficile partecipare, bandi non ne parliamo, bisogna prendersi 3 persone per partecipare al bando e si riesce anche a entrare. Prego Presidente. Insomma, tocca un tasto un po' effettivamente doloroso, nel senso che sì, negli anni abbiamo avuto un aumento di scartoffie, di burocrazia e quindi difficoltà per poterci adeguare. Dopo bisogna vedere come uno prende la cosa. Certamente per le associazioni piccole rappresenta un problema questo, perché adeguarsi non è così semplice, sono costi e sono anche insomma, impegni dal punto di vista proprio anche culturale, non è così semplice. Però noi come rete associativa di UNPLI, quindi delle Proloco, cerchiamo invece di dare il massimo del sostegno a quelle che sono le nostre associate. C'è anche il Presidente Furlan che viene molto volentieri, ecco, che spiega. Allora il Presidente Furlan è appunto Presidente regionale delle Proloco e proprio ieri sera avevamo una riunione di consiglio e si è parlato di una nuova serie di corsi. Invece come UNPLI Treviso, tramite il BIM che ci dà una mano, perché noi facciamo veramente riferimento. Spieghi la sigla perché a casa non capiscono. Sì, BIM è il BIM Piave, quelli che si occupano, il bacino idrico, non mi viene il termine. Vabbè, non importa, dai. Vabbè, ormai diciamo sempre BIM Piave. E allora insieme a loro abbiamo messo in piedi questi corsi che si sono svolti la settimana scorsa in 2 puntate relativamente ad aspetti igienico-sanitari, perché non dimentichiamo anche chi si occupa di somministrazione di alimenti e bevande deve conoscere quelli che sono i rischi di somministrazione a un numero elevato oltretutto di persone, perché puoi avere alla sagra anche 400, 500, 700 persone. Quindi noi facciamo tanta formazione, facciamo questi corsi, li promuoviamo e abbiamo anche una buona partecipazione delle Proloco. Quindi ovvio c'è lavoro da fare, tanto lavoro è oneroso, però serve anche per crescere, per garantire all'utenza e un po' a tutti che le manifestazioni sono sicure, sono assolutamente fatte come Dio comanda. Quindi purtroppo non possiamo più pensare di mettere in piedi manifestazioni e servizi senza farci il problema, senza crearci il problema di aspetti relativo ad aspetti assicurativi, di responsabilità e così, perché ormai siamo sì, ma non arrivati... è che la sagra sia un concerto. Io vorrei anche capire che sarebbe utile che qualcuno dividesse quelle che sono le cooperative, quello che è il volontariato puro, quello non pagato, quello che è il volontariato che non è volontariato pagato, perché il volontariato non può far pagare il trasporto, è un'altra cosa, anche se trovo giusto che qualcuno pensi perché non ce la fa, però allora non è più volontariato, non è più volontariato, il volontariato è un'altra cosa, lo dice la parola stessa. Invece hanno fatto un grande minestrone su questo RUNTS, come ha detto lei, noi cambiamo continuamente nome, ma rimaniamo sempre fermi, facciamo tutto, perché dobbiamo fare tutto, sempre più impegni e non andremo da nessuna parte, perché il cuore pulsante, quello che ha fatto grande il mondo del volontariato era dai nostri diversamente giovani,
che hanno fatto grande il mondo del volontariato e se ne stanno sparendo tutti perché dicono a questi livelli, ecco, devono fare gli stage. Io capisco che c'è chi deve fare gli stage anche per la sicurezza, però proprio guardate che non ci siamo, ve lo dico io, non ci siamo proprio. Stanno uccidendo il mondo del volontariato, ma quello veramente che vale, quello che mette la faccia in prima linea. Dottor Pisani, come ci saluta? Cosa vuole dire questo mondo del volontariato che aiuta anche voi medici, come abbiamo detto, specialmente anche nella pandemia? Ecco, cosa non abbiamo fatto pur di riuscire ad aiutare le famiglie e le persone in difficoltà? Come ci saluta, dottor Pisani? Vi saluto sperando che le cose cambino, anche se sono un po' scettico. Il mondo del volontariato è fondamentale e deve essere valorizzato, però non deve essere utilizzato come schermo, copertura dai politici per le mancanze della loro programmazione. Grazie, veramente grazie al dottor Pisani di essere stato con noi, Guglielmo Pisani, medico di famiglia. Grazie. Dottor Bottoli, come ci saluta? Salve, volevo ringraziare tutti per la partecipazione e a livello di volontariato io credo che sia un aspetto fondamentale della società e ognuno dovrebbe fare almeno un'attività all'anno, indipendentemente dal lavoro, indipendentemente dal lavoro a tempo pieno, c'è sempre del tempo disponibile da offrire per diverse associazioni, quindi tutto parte da dentro di noi. Senta, dottor Bottoli, non è che potete fare un'indagine di mercato che noi sappiamo allora come la trasparenza, tutto questo cibo che viene buttato via, tonnellate di cibo tutti i giorni e noi dobbiamo comprare il cibo perché dai banchi nazionali, dalla comunità europea arriva sempre meno, non riusciamo a dare una borsa dignitosa alle persone che non sono maiali, sono persone per bene, famiglie, ecco, e buttiamo via il cibo, io devo comprarlo, dottor Bottoli, perché non ne trovo, non ne ho. Adesso addirittura i supermercati possono vendere anche i prodotti in scadenza fino all'ultimo momento, perciò anche là segati in pieno. Cioè, forse un'indagine di mercato sul cibo che viene, le tonnellate, i quintali di cibo che vengono buttati tutti i giorni. Cosa si potrebbe fare, dottor Bottoli, visto che la povertà aumenta e veramente stiamo soffocando un pochino? Nessuno ne parla, ve lo dico io. Prego. Ma ci sono sicuramente diversi tipi di analisi da fare a livello di produzione, domanda e offerta. Nel momento in cui l'offerta è più la domanda ci saranno sempre sprechi. Io non lavoro nell'ambito direttamente alimentare, sono più nei beni solidi, quindi appunto detersivi, shampoo, anche eccetera. Quelli mancano, dottore, se ne ha in più, guardi qualcuno che conosce me li mandi, perché sono senza, li devo comprare anche quelli, prego. Sì, noi qui spediamo direttamente ai supermercati e ai negozi, poi i supermercati e i negozi possono destinare capacità specifiche alle enti di volontariato o a casse di povertà. Noi qui in Svizzera, avendo appunto diversi brand, forniamo, specialmente in periodi natalizi o festivi, molti dei nostri prodotti a diciamo la Caritas locale, che è un altro nome, per famiglie in crisi o in stato di necessità, così possano ricevere appunto pannolini, shampoo, dentifrici, tutti quei prodotti che sono necessari per un'igiene. Ma sì, ha ragione a spiegarlo così bene, dottor Bottoli, perché vede, noi dobbiamo avere pari dignità, perché siamo tutti volontari. Allora non è possibile che chi fa parte dei grandi cerchi riesca ad avere, se riesce ad avere, io non lo so perché non l'ho mai sentito, so che io sono 15 anni che faccio volontariato col banco alimentare e le posso assicurare che mai è arrivato uno shampoo, mai è arrivata una saponetta, mai è arrivato un detersivo, ho sempre comperato, perché per me la borsa della spesa dignitosa vuol dire avere l'igiene personale, l'igiene per la casa. Ecco, perciò lei capisce bene che siamo lontani 1000 miglia da quello che lei ci sta raccontando, che è la verità, a quello che noi sappiamo che non apparteniamo a un altro mondo. Ecco, c'è il mondo dove può privilegiare di questi beni, è un mondo molto importante, lei l'ha nominato, gli altri non esistono. Io penso invece che abbiamo tutti pari dignità, siamo tutti iscritti in regione,
Ecco, e non è possibile che vadano avanti e abbiano sempre i soliti noti le cose che dovremmo avere un po' tutti, dividendole nella maniera corretta. Grazie veramente dottor Bottoli anche per questa analisi di mercato che lei ha spiegato, grazie anche veramente al dottor Guglielmo Pisani, grazie a Francesca Bertolin, presidente Proloco Fregona. Noi continuiamo a sperare, vero Presidente? Sì. Chi spera è un buon messaggio. Bisogna essere positivi. Bisogna essere positivi. Certo, resilienti anche. Bravissima, resilienti. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Oggi siamo in piazza per ribadire che l'unica violenza per eliminare la violenza contro le donne di genere è quella di mettere in discussione il sistema patriarcale. Rifiutiamo la logica securitaria e punitiva che pretende di rispondere ai femminicidi lasciando intatte le condizioni che producono la violenza. Doppia manifestazione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Poco dopo le 17:30 in piazza Goldoni si sono date appuntamento aderenti e simpatizzanti del movimento Non Una di Meno, che hanno dato vita ad un corteo con centinaia di partecipanti che si è snodato tra le vie del centro di Trieste, da via Carducci a piazza dell'Unità, portando il messaggio di quelle tante vittime che non hanno più voce per denunciare gli abusi. Noi ribadiremo tante volte in questo corteo che l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole è fondamentale e bisogna puntare anche tanto sull'argomento del consenso, che deve diventare una capacità funzionale delle persone, uomini e donne incluse. Quindi questo sarà il messaggio principale e poi toccheremo anche altri temi, appunto come quello del femminicidio, quale punta dell'iceberg di una serie di violenze. Pensiamo che sia importante che questi temi siano al centro della politica cittadina nazionale e non solo. Attraverseremo appunto le vie del centro per arrivare in Piazza Unità. Poco prima, nel salotto buono della città, la partenza della camminata contro la violenza di genere, sostenuta dal centro antiviolenza del GOAP, dalla LIL, Lega Italiana per la lotta contro i tumori, ma anche da sodalizi sportivi come ADP Miramar e Trieste Atletica. Questa camminata benefica è a favore del GOAP in questa giornata così speciale contro la violenza di genere, contro la violenza verso le donne. Questa camminata benefica è soltanto un gesto, soltanto una camminata, ma è un tassello di un mosaico di iniziative, di sensibilizzazione a contrasto della violenza di genere, in particolare contro le donne. Ebbene, è un giorno importante questo per guardare al futuro, ma partendo dalla consapevolezza che questa battaglia noi non la stiamo vincendo. Andiamo a sentire anche cosa ha detto il questore Damiano sulla violenza delle donne. Andiamo a Venezia. Per noi il 25 novembre deve essere tutti i giorni. Il nostro impegno nel Comune di Venezia attraverso il centro antiviolenza è costante, quotidiano. Sono tantissime le donne che le operatrici seguono nei percorsi di uscita dalla violenza, così come sono tante le donne che sono ospitate e protette all'interno delle case rifugio con i loro bambini. Abbiamo visto un trend in crescita quest'anno e che probabilmente è dovuto all'emersione del fenomeno, e questa è una nota positiva ed è anche frutto della grande rete e attività di sensibilizzazione che stiamo attuando in questi anni in tutto il territorio del Comune di Venezia. Nei primi 10 mesi dell'anno, infatti, c'è stato un aumento del 32,6% delle donne accolte dal centro antiviolenza, 321 rispetto alle 243 del 2024, ma il percorso da fare è ancora lungo. È un fenomeno dilagante, molto diffuso, che riguarda trasversalmente donne di ogni età, di ogni stazione sociale, di ogni nazionalità, e quindi l'impegno deve essere davvero sempre costante. Ben venga la repressione e tutta l'attività di inasprimento delle pene che giunge dal governo, dal Parlamento e dalla Commissione Femminicidi presieduta dall'onorevole Semenzato. Che spiega. Cambia il paradigma nella lotta alla violenza di genere. Con l'approvazione del DDL femminicidio non solo si istituisce il reato autonomo del femminicidio, l'articolo 577 bis, ti uccido in quanto donna, ma si interviene in tantissimi aspetti come quelli di irrobustire le misure
cautelari e custodiali, e allora il divieto di avvicinamento diventerà l'eccezione e non la regola, ma anche quello della formazione obbligatoria di magistrati e operatori sociosanitari, ma anche le informazioni alla donna offesa e ai propri familiari. L'impegno del Comune di Venezia con le iniziative diffuse sul territorio continua. E abbiamo due scrittori, uno scrittore e una scrittrice. Saluto Maria Dolores Secco, grazie Maria Dolores di essere qui con noi. Saluto anche Zuir Luassini, anche lui scrittore, collegato con noi da Roma per parlare di questa giornata, ma poi si cala il sipario, non se ne parla più, è una cosa veramente incredibile quello che sta succedendo, i numeri che abbiamo. Partirei proprio dalla scrittrice Maria Dolores Secco, che poi presenteremo anche. Non c'è, allora partivo con Zuir Luassini. Allora questo scrittore, ecco, come uomo cosa pensa, come parlare a questi uomini che veramente non hanno ancora capito l'importanza e il rispetto della figura femminile che li ha creati poi alla fine. Prego Luassini, prego. Ma è una questione di mentalità. Io credo che bisogna iniziare a cambiare le mentalità, iniziando dalle scuole. Le scuole sono molto importanti per spiegare ai bambini, già da piccoli, che cosa significa essere uguali, che significa un no, che significano alcune cose, e credo che in questo senso io vedo che in Italia c'è un grande sforzo per farlo. E parliamo anche molte volte dell'Italia e ci dimentichiamo che questo è un problema veramente mondiale, universale, e in alcune culture è ancora più fomentato diciamo, la violenza contro le donne di un modo quasi anche giustificato da leggi, eccetera. Credo che è una questione di un cambiare del paradigma e di cambiare mentalità. Senta Luassini, quello che volevo capire è i messaggi che sono devastanti che stanno passando. Sembra che gli stupri li facciano solo gli extracomunitari, i diversi, ecco, che in carcere ci siano solo quelli di colore diverso, bisogna aver paura del diverso, mentre poi abbiamo visto che il diverso magari si tuffa nelle acque gelide e salva questa persona, questo diversamente giovane che sta morendo, oppure altre situazioni. Perché questo messaggio? Cosa vuole dire? Ecco, culturalmente, cosa vede lei, Luassini? No, io molte volte credo che siamo già abbastanza maturi oggi, soprattutto quando uno arriva a una certa età, di rendersi conto che tutto dipende da persone, non esistono né comunità né gruppi, persone. Se una persona è educata di un certo modo, il risultato è quello che noi vediamo. Certo che in alcune culture si giustifica di più una situazione dove la donna è trattata almeno come un cittadino di secondo o terzo o quarto livello. Questo purtroppo ci sono stati paesi e culture che lo giustificano ancora, ma da lì a parlare di una violenza che è solamente extracomunitari o solamente non so, cinesi o indiani, questo non esiste. Non esiste perché in Europa, solamente in Europa, le cifre sono molto alte e la violenza la subiscono le donne anche da parte di uomini italianissimi, bianchissimi. Questo è un fenomeno che dobbiamo affrontarlo con coraggio, senza pregiudizio, senza giustificazioni, soprattutto giustificazioni, perché a me quello che mi dà più fastidio in questa storia è che molte volte la gente cerca di trovare delle spiegazioni, giustificazioni anche culturali. Io in questo senso dico no, nel senso, se uno viene qui in Italia e anche un cittadino italiano, devono capire che qui ci sono delle regole, e queste regole significano soprattutto che un uomo e una donna sono la stessa cosa, e tutto deve basarsi sul rispetto delle persone. Allora, vediamo anche questa foto sul giornale di Zuir Luassini per far capire perché è qui questa mattina, è proprio come anima anche sensibile. Eccolo qua. Prego, dottor Luassini, ecco, spieghi questo titolo e perché, prego. No, questa è un'intervista che mi hanno fatto per un libro che ho pubblicato, che è uscito a inizi di ottobre, dove cerco di spiegare il problema che c'è a Gaza e il conflitto che dura da anni, che sembra infinito, e invece io in questo libro, chi ha paura della pace,
cerco di spiegare anche il perché di questo conflitto che si vede che non ha fine. E allora il libro è uscito nel momento in cui, per esempio, sono passati quasi 30 anni della morte di Yitzhak Rabin, il presidente israeliano che è stato ucciso, il primo ministro israeliano che è stato ucciso. Diciamo anche il titolo del libro, per cortesia, Luasini. Cosa? Diciamo anche il titolo del libro. Chi ha paura della pace? Chi ha paura della pace? È una domanda che sto facendo da anni e sto cercando di spiegare come ci sono delle forze da una parte e l'altra che non vogliono la pace e fanno di tutto per non avere la pace. E anche perché ci sono due ragionamenti nel mondo, che c'è un'economia della pace e c'è un'economia della guerra. L'economia della guerra non gli interessa per niente vedere paesi che vivono in pace. Allora, il caso di Israele e Palestina, o Gaza in questo caso, dimostrano che ci sono dei gruppi, soprattutto dei fanatici, sarà per motivi religiosi, sarà di tutte e due parti, che fanno di tutto per non arrivare a rendersi conto che anche l'altro esiste e accettarlo come essere umano. Certo. Questo che queste è, secondo me, persone, il problema che serio. Luasini, perché il tempo è tiranno, prima hanno adoperato l'arma della fame, adesso vivono sotto queste tende con un clima terribile. Avete visto quanta pioggia, quanta acqua, non c'è nessun angolo dove possono veramente ripararsi. Sono armi terribili contro una popolazione che non può difendersi, bambini, diversamente giovani, donne. Guardate che sono armi terribili anche queste che si stanno adoperando, ecco, come in Ucraina, il gelo, il freddo, sono veramente delle armi terribili, nessuno le nomina mai, ma anche queste sono armi per anche demolire l'avversario. Ecco, saluto anche Maria Dolores Secco, anche lei scrittrice. Ecco, buongiorno Maria Dolores, questa giornata importante, questi popoli, ecco, dove non arriva la pace perché qualcuno ha deciso di continuare, e sempre proprio per visibilità, per terre rare, meno rare, per tutto e di più. Come vede la situazione, soprattutto questa giornata di ieri, poi si cala il sipario e cosa succederà? Prego. Io credo che comunque dovremmo rimanere sensibili non solo nelle giornate importanti come quelle di ieri, dovremmo rimanere sempre sensibili a ciò che ci circonda e alle ingiustizie che avvengono. Lei sa che io scrivo per le donne, scrivo per il sociale, e il mio ultimo libro, Figli della Cenere, parla appunto della guerra, parla delle discriminazioni e parla di un genocidio. Ho iniziato a scriverlo 2 anni fa, proprio toccata da quello che stava avvenendo a Gaza, e è uscito a settembre. Credo che non bisogna rimanere silenti, non bisogna rimanere indifferenti, e che qualsiasi voce, anche la più piccola come nel mio caso, serva un po' per aprire le coscienze, perché noi siamo abituati un po' a vedere quello che ci sta attorno a noi, quello che è il nostro giardinetto, e non renderci conto che appunto sembra distante, e quindi ci fa meno paura, meno male, anche se devo dire che per quanto riguarda quello che avviene a Gaza, sono fiera di essere italiana, perché ho visto il nostro popolo muoversi molto bene a riguardo. Hanno fatto rumore, vero Maria Dolores? Hanno fatto rumore, specialmente i giovani, questi giovani sempre bersagliati, che non fanno niente, che non hanno voglia di lavorare, di studiare, ecco, che non si mettono in gioco. E come si mettono in gioco? Sono loro forse che si mettono in gioco più degli altri. Quello che volevo capire però è, Maria Dolores, questo diverso che fa così, ci impietosisce quando vediamo queste immagini dove cercano il cibo, che muoiono sotto le bombe, poi quando arriva qua non lo vediamo più con quegli occhi, ma quasi sempre molti di noi lo vedono come una persona che può creare problemi. Culturalmente siamo preparati per questa accoglienza, Maria Dolores, che arriverà nel bene e nel male?
Assolutamente non siamo preparati, noi abbiamo paura del diverso perché pensiamo possa toglierci qualcosa. In realtà è una guerra tra poveri perché purtroppo non siamo in una posizione idilliaca come popolazione e siamo spaventati dal diverso e non riusciamo a capire, non vogliamo neanche comprendere a volte le culture e gli usi degli altri e quindi quando poi ci troviamo a rapportarci ad essi mettiamo un muro e pensiamo che possano farci del male. In realtà non serve uno straniero per la criminalità. Qua in Italia ce n'abbiamo abbastanza, anche nei nostri, e c'è il buono e il triste ovunque. Mia mamma dice che tutto mondo è paese. E non lo dice mia mamma, è proprio un detto. Forse dovremmo imparare che i confini sono solo delle linee che ci siamo posti noi. Sentiamo come commenta le parole di Maria Dolores Secco Zuiri Luassini. Prego. No, io credo che l'Italia ha il vantaggio di vedere gli errori che hanno fatto e stanno facendo gli altri. Noi siamo ancora in tempi per correggere. Io credo che il nostro paese ha tutti gli strumenti per cercare di creare una situazione idonea per la convivenza. Io la parola integrazione non mi entusiasma più di tanto, però la convivenza tra tutti, questo noi lo possiamo fare. Basta vedere gli errori che hanno fatto per esempio la Francia con i suoi ghetti, no? Basta vedere la Germania e i suoi problemi con la comunità turca. Tutte queste cose ci possono insegnare perché da noi abbiamo veramente strumenti per trovare il modo di creare una situazione adatta per inserire tutti, perché credo che la società nostra ha bisogno di manodopera. Basta parlare con gli industriali nel nord e uno si renderà conto che c'è bisogno di manodopera. E la gente quando lavora, quando ha il minimo, quando ha il medico, quando ha quello che sta cercando è semplicemente migliorare la vita, la sua vita. Per cui sono totalmente d'accordo con quello che si è detto prima, aggiungendo che noi abbiamo veramente strumenti per farlo e farlo bene. Senta, quello che però preoccupa è che questa pace è in mano a pochissime persone, a Trump, a Putin e alla Cina. Non è che ci siano tante persone che decideranno il futuro sia di Gaza che di Israele che dell'Ucraina e della Russia. Lei la parola pace la vede oppure è una pace che finché non si arriverà ad avere per qualcuno quello che si vuole non arriverà mai? E chi è che vincerà alla fine? Perché abbiamo sentito 500.000 morti, una cosa veramente pazzesca, di soldati che non ci sono più, di ragazzi. Pensate voi quanti morti, giovani, non giovani. Prego. Io il libro lo inizio proprio raccontando un episodio di una conversazione con ex ambasciatore di Marocco con l'ex ministro degli esteri israeliano Shimon Peres, e Shimon Peres gli spiega come noi che difendiamo la pace molte volte non sappiamo difendere questa pace di un modo pragmatico, e vi do una cifra. Molti studi parlano che la guerra dà per ogni dollaro investito, sto parlando con cifre proprio fredde, dà come guadagno $8. Invece la pace, soprattutto il Medio Oriente e la pace in tutta Nord Africa, a cambio di $1 il guadagno sarà $14. Significa anche a livello economico ci interessa la pace. Noi con pragmatismo dobbiamo insistere e continuare a difendere la pace, perché quelli che difendono la guerra parlano molto e alzano troppo la voce. Invece noi che difendiamo la pace molte volte ci limitiamo a denunciare, invece bisogna essere già chiari dicendo che la pace ci interessa anche a livello economico, anche a livello di interessi, anche a livello... Invece, per questo ho detto prima che siamo davanti a due culture, la cultura della pace e la cultura della guerra, e queste due culture hanno creato anche due economie. Certo che chi guadagna qualcosa con la guerra non interessa per niente questi discorsi che noi stiamo facendo. Vogliono la guerra e cercano anche di
e spiegarla come una cosa inevitabile, e invece la guerra la possiamo evitare tranquillamente dal momento in cui noi vediamo nell'altro un essere umano e non un nemico. Guassini, secondo lei ci dovrebbe essere un'Europa più forte, più unita, più capace anche di fare prevenzione con un dialogo importante? Ecco, molti dicono che se ci fosse stata Angela Merkel a dialogare con Putin le cose non sarebbero andate in quella maniera. Lei è d'accordo? Totalmente d'accordo, è un'Europa forte all'interesse di tutti, anche perché l'unico modello in questo momento dove si cerca di trovare una unione basata anche sull'economia. È vero che noi la critichiamo molto, critichiamo molte cose, l'amministrazione, la burocrazia, però ci dimentichiamo che questa Unione Europea ci ha dato quasi 80 anni di pace, che non è una cosa così. Noi viviamo in un piccolo paradiso, noi che viviamo in Europa, e dobbiamo essere coscienti di questo e difendere l'Europa come un modello da esportare. Se dobbiamo esportare qualcosa, e il modello Europa si può esportare a tutti cercando di trovare soluzioni. Al 45 nessuno poteva, 1945 nessuno poteva immaginare che Germania e la Francia stavano nello stesso organismo, stanno cercando di lavorare tutti insieme. Noi dobbiamo difendere l'Europa anche per questo. Un'Europa forte serve a tutti, serve al mondo. Ma allora ci vuole un leader molto forte. Noi lo abbiamo in Europa, un leader forte che possa veramente cercare con il dialogo di portare la pace, ma facendoci anche valere, sapendo che siamo uniti, che siamo forti. E le armi ci renderanno più forti? Le armi non credo, io sono di quelli che considerano, certo, bisogna essere anche pragmatici, bisogna avere anche realistici, purtroppo nel mondo ci sono anche le armi, però dobbiamo trovare un linguaggio giusto per difendere anche un cambiamento di paradigma. L'Europa è un cambiamento di paradigma dove la pace è al centro. Cerchiamo di continuare a difendere questa pace come l'unica vera soluzione per l'umanità. Qualcuno già che hanno più strumenti, anche quando io vedo molte volte in TV esperti che vanno a parlare della guerra e cercano sempre di spiegarla come inevitabile. Io questo che sto dicendo, no, la guerra non è un destino, e noi esseri umani possiamo veramente trovare sia il linguaggio che i modi giusti. Questo purtroppo è il lavoro dei politici, e i politici devono fare bene il loro lavoro, e noi come intellettuali, come giornalisti, cerchiamo di spiegare all'opinione pubblica che è un inganno cercare di giustificare la guerra, perché questo è il problema, che noi molte volte caschiamo quasi tutti nel senso di io sono importante, le altri no, e invece se noi ci rendiamo conto che tutti siamo uguali, tutti abbiamo diritto alla dignità, questo probabilmente è un passo in avanti per andare verso la pace. Sentiamo cosa ne pensa Maria Dolores Secco. Vediamo che il titolo, il libro, la copertina del libro di Maria Dolores, eccolo qua, ma soprattutto Maria Dolores, ecco, cos'è la parola pace per te? Come commenti le parole che ha detto Zouheir Louassini? Allora, parole con cui concordo pienamente, molto toccanti anche. Direi che al di là, è vero, nel 1945 non ci saremmo mai immaginati Francia e Germania che collaborano, ed è vero che l'Unione Europea ci ha garantito la pace, ci sta garantendo attualmente di stare bene, per cui effettivamente concordo con tutto quello che lui ha detto. Penso che effettivamente la nostra, sì, è vero, noi abbiamo gli strumenti, però bisogna fare un grande lavoro anche su quelle che sono le generazioni che purtroppo però col concetto di guerra sempre, come dice lui, che è inevitabile, non si sta facendo. E anche questo che blocca, secondo me, la comunicazione tra i vari popoli. Ritengo comunque che la pace sia qualcosa che si può arrivare comunicando, appunto, parlandosi. La pace è quella che ci rende tutti uniti, tutti fratelli, quindi al di là dell'etnia, del colore, della razza, della religione,
della cultura ci rende esseri umani, e questo per me è pace, riuscire a andare oltre e non riuscire a sistemare quelli che sono i dissapori politici con la comunicazione, che è quello che manca attualmente e quello per cui noi dobbiamo lavorare, soprattutto nelle generazioni future, perché ormai quelle andate abbiamo capito che hanno poco interesse. Senti Maria Dolores, prima con gli ospiti che ti hanno preceduto si parlava della scuola, sì la famiglia, ma il dottor che avevo Bottoli, che era collegato con noi da Ginevra, diceva ma l'importanza è soprattutto la scuola, perché se io in effetti non ho la famiglia, non ho dei genitori che sanno coltivare questa piantina, farla crescere bene, anche culturalmente, il problema devo trovarlo e risolverlo a scuola con persone preparate che capiscono che io, non avendo famiglia, ho bisogno di crescere bene lo stesso, ed è l'unico appoggio che ho, è la scuola, è là dove posso capire, ecco, un domani chi sono se cresco bene culturalmente, con la cultura, la bellezza, l'arte, la creatività. Secondo te la scuola è preparata a questo? Assolutamente no, non è assolutamente preparata. Cioè, è vero, chi non ha un supporto dietro le spalle dovrebbe avere una preparazione scolastica adeguata, un'educazione emotiva adeguata che viene data da chi di competenza. Poi io sono dell'idea che scuole e famiglie debbano sempre collaborare, ma appunto ci sono casi dove non c'è. Però ci saranno delle persone preposte dietro questi ragazzi. La nostra scuola italiana non è preparata, e io sono rimasta molto sconcertata dal fatto che comunque anche l'educazione sessuoaffettiva non sia consentita, che quella sarebbe stato un grandissimo passo per la nostra scuola. Dire che non serva e catalogarla come educazione sessuale e basta è completamente fuorviante e sbagliato. L'educazione sessuoaffettiva insegna anche l'affettività, che è una cosa essenziale per i nostri ragazzi, e non solo per quello che è il rapporto di coppia, ma anche proprio per potersi rivolgere agli altri, alle persone esterne a quello che è il nostro nucleo, a quello che è la coppia. Per cui sì, manca tantissimo sotto questo aspetto la nostra istruzione. Ecco, sentiamo anche cosa ne pensa Luassini. Io ho sentito che c'è stata una specie di rivolta in Marocco da parte appunto sempre dei giovani, naturalmente, però si è saputo poco, si è tutto assoppito in pochissimo tempo. Ecco, c'è qualcosa che si sta muovendo anche da parte dei giovani in Marocco, o sbaglio? In effetti si parlava di scuole e di cultura anche là, su questa rivolta di ospedali. Vedete che poi tutto il mondo paese e questi ragazzi scioperano oppure scendono nelle piazze sempre per gli stessi motivi. Prego. No, questo è un movimento che è nato quasi in tutte le parti del mondo, no? Generazione Z, questi giovani che chiedono una vita migliore, e in Marocco è successo la stessa cosa. Credo che è un elemento molto positivo per il paese. Il Marocco è un paese che sta andando abbastanza bene, negli ultimi anni ha anche una crescita economica buona, però allo stesso tempo non c'è distribuzione di ricchezze, e questo normale ha creato differenze soprattutto economiche nella società, e questi giovani sono usciti a chiedere soprattutto le due cose più importanti, no? L'educazione e la sanità, e mi sembra è stato utile perché ha aperto un dibattito in Marocco, e è stata anche una risposta abbastanza intelligente da parte della monarchia in Marocco. Credo che è stato un elemento positivo. Per questo, da cui molti non hanno capito, hanno pensato che è una rivoluzione o qualcosa del genere. No, è stata una ricerca di cambiamento o di migliorare la vita in Marocco, e mi sembra in questo senso è totalmente legittimo che i giovani, perché sono loro il futuro, e loro si rendono conto che se si continua così non avranno futuro, e per questo bisogna
creare gli strumenti per trovare e per farle trovare un mondo un po' migliore di quello che noi stiamo vivendo in questo momento. Grazie, ringrazio Zouheir Louassini, scrittore collegato con noi da Roma, di essere stato con noi. La ringrazio anche di aver parlato di questa generazione Z che si è saputo pochissimo, ma Mirella l'ha saputo. Vede che io riesco a sapere le cose. Lo sapevi? Tu avevi sentito, Dolores, di questa scesa in piazza di questa generazione Z? Come ci saluti? Un minuto, Dolores. Grazie mille per avermi ospitato, è sempre un piacere parlare e essere ospite da te. E io spero veramente che le generazioni future riescano a fare quel passo che purtroppo a noi non è stato possibile fare o ci è mancato la possibilità di fare. Allora casomai incontrerai magari Zouheir Louassini, se volete vi scambio i numeri, perché penso siano molto importanti anche scambiare queste opinioni tra scrittori, capire anche come gestire la situazione. Cosa dice Louassini? Scambiamo questi numeri con Dolores? Assolutamente, è un piacere sempre discutere e ragionare con gli altri. Tutto quello che può portare al dialogo è benvenuto. Bene, allora farò questo, vi darò i numeri, scambierò i vostri numeri col vostro consenso naturalmente. Grazie a Zouheir Louassini, scrittore, grazie a Maria Dolores, scrittrice, con gli occhi proiettati in un futuro diverso, anche per far capire che la parola pace è fondamentale con il dialogo. E adesso andiamo a vedere l'assegno di Mirella, che è il vostro assegno. Oggi c'è Elide. Elide è una signora diversamente giovane, io la chiamo la mia principessa, che aveva bisogno di essere aiutata. Diversi anni che viene al Banco Solidale, ma soprattutto il coraggio di chiedere. Io volevo farvela conoscere, indipendentemente dall'aiuto che daremo, perché ha bisogno, non ce la fa, e adesso ve la presento. Ecco qua la mia principessa. Ciao Elide. Ciao. Grazie Mirella. di essere qui. Allora spieghiamo chi è Elide e cosa è successo nella tua vita, perché Elide stava veramente bene, era sposata. Dalle stelle alle stalle. Raccontaci un po', Elide. Allora, io ho avuto una vita veramente meravigliosa per diversi anni. Sono sempre stata un'imprenditrice, prima che mi sposassi con il secondo marito. Poi purtroppo il Signore ha voluto che lui morisse, sì che aveva dei figli che non mi hanno permesso di mandare avanti la fabbrica. Quindi io mi sono trovata praticamente senza stipendio, senza niente. Ho dovuto abbandonare la casa, sono andata a abitare a Visnadello e Visnadello purtroppo ha preso fuoco l'appartamento e sono rimasta ancora peggio in braghe proprio di tela, il che avevo una roulotte in campeggio a Rovigno e ho dovuto prendere i mobili che avevo dentro perché non avevo più niente. Ho una pensione misera di 500 euro, non mi sono vergognata di andare al Banco Solidale a chiedere aiuto e io penso che tutte le persone potrebbero non vergognarsi. Ecco. Allora Elide, una cosa importante che hai detto, non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto. Anche persone che, come dici tu, stavano bene, avevano una vita tranquilla e felice anche economicamente, poi all'improvviso succedono queste tragedie, queste disgrazie che, come hai detto tu, dalle stelle alle stalle. Una cosa che io ammiro sempre di Elide è che viene sempre preparata come piace alla Mirella, d'estate poi ha delle acconciature molto belle, io gli faccio sempre i complimenti
avanti, sempre truccata, perché è giusto che sia così. Lei non deve cambiare la sua personalità perché non ha più la possibilità di fare questo, che noi abbiamo anche la fortuna di dare anche i cosmetici, di dare quello che serve perché una donna si senta donna anche esteriormente. Quanto importante è sentirsi a posto? Certo, sentirsi a posto, truccate un pochino, è molto, cioè ti senti più forte, hai più voglia di andare avanti, di vivere. Io so che anche recentemente hai avuto un momento proprio di defiance, ti ho visto molto provata, soprattutto perché ti avevano ritirato la patente per motivi anche di salute che avevi, e questo ti faceva impazzire, non riuscire più a venire al mercoledì a fare la spesa, essere un po' autonoma. Cosa vuoi dire, Elide, di questi momenti che per fortuna sono passati? Guarda, essere senza patente per me è stata una tragedia è stata, perché aver bisogno proprio di tutti che ti vengano a portare a fare la spesa, portare a prendere le medicine, portare in ospedale, fare le visite, eccetera. A chiedere aiuto è stato veramente una tragedia. Io spero che mi ritorni ancora, perché veramente... Ascolta Elide, è stata più brutta allora secondo te questa esperienza di non avere la patente che non avvicinarsi al banco solidale? Sì, essere senza patente è stato veramente terribile. Comunque, avvicinarsi al banco solidale, io sinceramente mi trovo bene, trovo anche delle amicizie. Avete sentito? Ascolta principessa, cosa vuol dire per te banco solidale? Indipendentemente della spesa, come hai detto tu, dei vestiti, di tutto quello che noi viviamo, ma fare amicizia, quanto importante è non sentirsi soli? È importantissimo, perché essere soli, guarda, è una cosa veramente, è una tragedia. Non posso immaginare proprio, la solitudine è una delle peggiori, non so neanche io come spiegarmi. Non si può spiegare la solitudine, no. Principessa? No. Allora noi invece ti esprimiamo un'altra cosa importante. Ti esprimiamo la nostra solidarietà, la nostra vicinanza con questo assegno che ti diamo. Grazie. Che riuscirà a farti respirare un pochino. Certo, ecco. Vi ringrazio tanto, ma veramente non mi aspettavo una cosa del genere dal Banco Solidale. E cosa vuoi dire a questa grande famiglia che aiuta noi a dare questi contributi a voi? È una cosa, non si può neanche descrivere, è una cosa grandissima. Allora di un grazie a loro che se lo grazie a tutti. E anch'io vi ringrazio, vi saluto, e anche questa settimana abbiamo fatto un'azione buona. Ciao!